Buongiorno a tutti e benvenuti di nuovo a questa ultima giornata di questo convegno su Grimoaldo. Vedo numerosissimi. Oggi apriamo questa giornata con il saluto dell'assessore alla cultura del comune di Cividale del Friuli, no? Che è il comune anche di riferimento sul nostro territorio. E pertanto a lei la parola. Angela Zappulla. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Per me è davvero un piacere oggi portare il saluto della città di Cividale del Friuli a questa terza e ultima giornata del convegno su Grimoaldo, il Ducato Friulano, dal Ducato Friulano al Regno. Ma io oggi voglio dirvi che il vostro lavoro è per noi tesoro. Gli atti di questo convegno sono gli elementi sui quali io personalmente progetto, ideo e creo lo sviluppo del sito UNESCO. È di questo che oggi vi voglio parlare. Voi tutti studiosi ci arricchite dal punto di vista scientifico e accademico in una maniera eccezionale. Date la possibilità agli amministratori di ampliare le loro vedute e di creare degli eventi che abbiano una base filologicamente corretta. Ecco, questo è il nostro operare a Cividale. Poi voglio dirvi che cosa immaginiamo per questo meraviglioso sito UNESCO. Nei giorni che ci hanno preceduto avrete sentito le testimonianze di amministratori illuminati come Attilio Vuga, che hanno fatto sì che il monastero di Santa Maria in Valle, il sito che contiene il tempietto longobardo, sia diventato di proprietà comunale. Questo cosa significa? Che è un bene a favore della collettività e noi di questo bene vogliamo renderlo vivo, vogliamo che diventi un bene a disposizione soprattutto dei giovani e quindi uno sviluppo UNESCO per i giovani, per gli studenti, su base scientifica, che sia un sito dove avvengano eventi culturali, dove si possa, come dico sempre, vivere il fulcro della cultura cividalese. Chi in questi giorni è stato a Cividale, non mi dilungo molto, voglio solo concludere con un dato, chi è stato a Cividale in questi giorni ha visto che il sito, in particolare il monastero di Santa Maria in Valle, è ancora oggetto di ristrutturazione. I lotti sono quasi 6, siamo arrivati al quarto, il lavoro è lungo, ma quello che realizzeremo a breve sarà il museo degli affreschi del Tempietto. Come avete visto, quei meravigliosi affreschi che negli anni 40-50 del Novecento sono stati staccati per le tecniche di allora e non possono essere più rimessi in Tempietto, saranno parte integrale in un locale adiacente al Tempietto per essere offerti alla visita. E concludo ricordando come il luogo che è deputato alla formazione dei nostri giovani cividalesi, a coloro che scelgono i nostri licei con indirizzo umanistico in particolare, recentemente ha avuto una modifica nel suo indirizzo, grazie al rettore che ha avuto questa capacità, che era l'Alberta Pettoello, che desidero nominarla. Lei ha modificato il corso con indirizzo al patrimonio artistico. Questo significa che i nostri studenti vengono in Tempietto e studiano proprio in situ e io credo che sia un arricchimento unico e straordinario. Adesso concludo, vi ringrazio per la vostra presenza, dico anche questo ultimo dato, che ieri in Tempietto, grazie anche a voi, abbiamo avuto 500 ospiti, che per noi è un dato straordinario, quindi grazie di cuore per il vostro lavoro, sappiate che per noi è il tesoro più prezioso. Buon lavoro! Grazie all'assessore per le parole che ha detto, che sono miele per le mie orecchie, nel senso che da sempre io dico che la cultura non è solo fatta per i professori universitari, la cultura è l'elemento che nutre le comunità, la cultura resta nel tempo e consente alle comunità di ricordarsi e di far sì che queste cose importanti continuino ad esserlo nel corso del tempo. Quindi che ci sia la contaminazione e ci sia il passaggio delle cose che noi facciamo in università poi al resto del territorio a gradi ovviamente differenti, non solo è una necessità ma è un dovere civico che i professori universitari devono avere, altrimenti non si capisce perché dobbiamo pagare i professori universitari, perché i professori sono pagati grazie al contributo della comunità e devono vivere all'interno della comunità e fare in modo che la loro attività sia almeno in parte espressione e collegata al contesto in cui sono inseriti. Quindi buon lavoro, andiamo avanti perché non ci basta la vita per fare quelle cose che dobbiamo fare. Grazie professore, quindi ringrazio Angela Zappulla, assessore alla cultura del comune di Cividale.
E io sono particolarmente contento di sentire Angela Zappula perché lei, come si dice, ha superato il maestro. Perché dico questo? Perché ero il suo professore a suo tempo, no? E quindi, tanti anni fa ormai, no? E quindi la ringrazio per essere venuta a salutarci nell'ultima giornata di questo convegno. Domani chi sarà a Cividale? Alle ore 10 in Piazza del Duomo, a Cividale del Friuli, ci sarà la visita guidata organizzata dalla Promoturismo FVG, Friuli Venezia Giulia, che è l'ente di riferimento del turismo anche culturale. Quindi domani alle ore 10. Questa, lo dico già adesso, stasera ci rivedremo di nuovo tutti chi sarà con noi a cena tutti quanti e sarà non l'ultima cena, sarà la cena dei saluti. Va bene? Buongiorno a tutti e buon ascolto delle relazioni. Bene, grazie. Buongiorno a tutti. Mi associo naturalmente ai ringraziamenti a tutti gli organizzatori per queste splendide giornate di convegno, ringrazio tutti voi per la presenza e do rapidamente l'avvio alle attività di questa giornata ricordando che negli interventi introduttivi sono state da più parti richiamate due caratteristiche che questo convegno voleva avere, quello della multidisciplinarietà e quello della proiezione sulla contemporaneità. No? Abbiamo avuto in questi giorni moltissimi esempi di come questi elementi siano stati sottolineati. La giornata di oggi è altrettanto significativa per gli interventi vari che vedremo su tematiche diverse. Inizio subito. Ricordo perché il professor Racchetti mi ha detto di ricordare che i contributi devono assolutamente essere consegnati entro la fine di quest'anno, giusto? Perfetto. Allora, iniziamo i nostri lavori dando la parola al professor Wolfgang Hobig dell'Università di Sutherland, che è filologo e medievista tedesco e studia in particolare la letteratura dell'antico alto tedesco e occupandosi delle interferenze tra germanesimo e romanità in una molteplicità di prospettive. A lui do la parola, ci parlerà della lingua longobarda nel VII secolo. Prego. Grazie molto. Va bene così? Sì, allora grazie. E comincio con una confessione. Ho fatto un handout alla maniera antica un po', e sono alcuni esemplari qui che non ha già il handout. Comincio. Lentamente la lingua si trasforma, la lingua è sensibile soprattutto nell'ambito semantico agli eventi politici, culturali e religiosi, ma il suo nucleo base, fonetica, morfologia e sintassi reagisce lentissimamente e con ritardo in modi diversi di area ad area e anche in relazione alla struttura sociale. È per questo che ha poco senso, per esempio, connettere l'importante domanda su quando, dove, come i Longobardi hanno smesso di parlare longobardo a uno specifico evento religioso, come l'adozione del cattolicesimo da parte della gens proveniente dalla Pannonia, che era ariana o addirittura pagana. In più, occorre tener conto di situazioni di bilinguismo, di linguaggi particolari come quello giuridico, quello militare o dell'avvicinato, di domini sociali quali le situazioni ufficiali e quelle private o familiari. Di questi possediamo poca documentazione. La lentezza del mutamento linguistico e la povertà delle fonti rendono poco sensato, sia per quanto concerne la struttura della lingua, quanto dal punto di vista tecnico, indicare la lingua longobarda all'epoca del decennio di governo di Re Grimoaldo.
Per questa ragione ho ampliato qui l'arco temporale dell'indagine all'intero VII secolo. Così si può sperare di apprendere qualcosa dello sviluppo del longobardo. Quali fonti possediamo per la lingua longobarda del VII secolo? A parte i prestiti dal germanico occidentale all'italiano, di tradizione per lo più indiretta, abbiamo 2 serbatoi di fonti diretti. Il primo è costituito dagli antroponimi traditi in cronache latine, documenti e iscrizioni che spesso non sono databili con precisione. Essi vanno ricondotti per lo più agli strati alti della società longobarda. Il secondo sono i termini e le formule giuridici in volgare longobardo. Questi sono assai più numerosi che per gli altri diritti germanici. Si trovano in quella grandiosa raccolta del diritto longobardo che è nota col nome di Editto di Rotari, da lui emanata nel 643. L'atto di ingresso di questa gens barbara nella cultura scritta latina. Le leggi del re Grimoaldo, invece, non contengono termini genuinamente longobardo che non fossero già entrati come prestiti nel linguaggio giuridico latino, con l'eccezione della forma Guidrigildo in italiano, ampiamente presente nei manoscritti meridionali delle leges, che forse va ricondotta ai funzionari regi provenienti da Benevento. Per ragioni di tempo la mia relazione si concentrerà su pochi esempi caratteristici che trovate elencati alla fine del handout, tratti dal corpus dell'antroponimia longobarda del VII secolo, costituito da ben 115 elementi. Poi riferirò globalmente i risultati dell'analisi di 67 termini tecnici giuridici dell'Editto di Rotari, che con la prima parte talvolta concordano, ma talvolta no. Trovate l'analisi completa sul handout. Fonologia o fonetica, numero 1 nel handout. Nel descrivere la struttura grafico-fonematica dei nomi, occorre in primo luogo eliminare lo strato romanzo, poiché questo può essere riconducibile all'intervento del copista o dello scalpellino. Così, per esempio, un magister Mamorarius, piemontese del VII-VIII secolo, riconoscibile come parlante romanzo dal suo nome romanizzato Gennarius da Januarius, pone in pietra tombale per il prete Gudiris, da germanico Gudirich. Il nome con la sua S finale presenta la sostituzione romanza del suono C di Rich, derivato dal germanico K per mutazione consonantica, per influsso della palatazione del K latino. Come va interpretata questa forma romanizzata? Sarà da ricondurre allo scalpolino romanzo, oppure era il vir venerabilis e presbita Gudiris a portare già un nome romanizzato? In un contesto bilingue come quello che dobbiamo certamente ipotizzare è praticamente impossibile dirimere la questione. Numero 2 sul handout. Molto più importante è il fatto che i nomi del VII secolo evidenzino con grande chiarezza l'inserimento del longobardo nello stesso contesto evolutivo dell'alemanno e del bavarese, contesto che ci si è abituati a chiamare seconda mutazione consonantica. La fase più antica di questo mutamento linguistico, la mutazione delle tenui T, P, K in S, F, in C, è attestata a partire dal tardo VI secolo. 2 esempi, numero 102, Zaban, fonte della fine del VI secolo, viene da
Tapna, germanico tapna, sacrificio. O numero 43, clefis, molto interessante, in genitivo germanico con es, clefis, VII secolo, da clepa, con pe, vuol dire battere. È anche degna di nota la diversa resa grafica dell'esito della mutazione del tenue dentale dopo vocale, si ha S in inizio di parola Z, è una differenza. La fase più recente della mutazione consonantica, il passaggio delle medie B, D, G a P, T, K, è attestato solo a partire circa dal 626 in copie di documenti anteriori, per esempio numero 25, auto da audo. Il fenomeno compare altresì in alcune iscrizioni originali, per esempio numero 79, rot kis, da l'elemento gis, metà del VII secolo. Numero 3 sul handout. Dunque, nel VII secolo il longobardo era ancora una lingua viva. In questo senso depongono anche tratti conservativi della resa grafica, per esempio la frequente resa della V germanica con V in luogo della grafia romanizzata Wald, Wald, Ulf, per esempio in numero 108, vide Ram sul handout. A favore della germanicità dei nomi trattati depongono anche grafie che hanno evidentemente la funzione di proteggere il valore fonetico di determinati suoni longobardi dal mutamento fonetico romanzo. Per esempio la resa GH per preservare il carattere di occlusiva della G germanica davanti a I ed E dalla palatalizzazione romanza in G. Per esempio, numero 28, aute gis sul handout. In seguito, dopo la mutazione della media G in che, si avrà la grafia CH a rendere l'occlusiva sorda, come da oggi in italiano. Ulteriori indicazioni della vitalità del longobardo possono provenire dall'analisi della morfologia degli antroponimi. Finora lo si è fatto poco. Numero 4. Gli antroponimi longobardi del VII secolo compaiono in 3 tipi di rappresentazione, in 3 morfee, in forma latinizzata, romanizzata e germanica. Dei 115 nomi che costituiscono il corpus, o meglio delle loro quasi 180 attestazioni, il 30% è latinizzato, il 14% è romanizzato, ma ben il 56% conserva la forma germanica longobarda. Per la latinizzazione cito il numero 1, Adabrandus Primicerius Cutariorum, un'iscrizione che forse non a caso proviene da Roma. La romanizzazione morfologica, che rispecchia il vulgare italo-romanzo, si trova sporadicamente tanto nelle iscrizioni quanto nei documenti. Essa si manifesta nell'uso dell'obliquo per tutti i casi, peraltro anche dove la sintassi richiede il nominativo. Per i temi in vocale, quali sono quasi tutti gli antroponimi germanici bitematici, la desinenza è O oppure U. Un esempio, numero 111, hic requiescit vine laupo, una iscrizione del VI-VII secolo da Lucera. Alcuni temi a declinazione forte producono anche essi in caso di romanizzazione particolarmente intensa, cioè quando la morfologia germanica non viene più riconosciuta, forme di obliquo in N. Il fenomeno è particolarmente spettacolare nel caso di alcuni nomi di re. Numero 29, tempore
non autari regis, ma autereni regis, a 626, viene da autari. Tuttavia, il dato più sorprendente è il gran numero di antroponimi traditi indeclinati e privi di desinenza, ciò che altrimenti si ritrova soltanto in territorio linguistico genuinamente antico alto-tedesco. Per esempio, numero 28, autegis spatariis in funzione di genitivo, anche anno 674 a Pavia. Il nome longobardo del re non è latinizzato nemmeno dove, in osservanza della tradizione romana, si aggiunge il nome Flavius. Per esempio, Flavius Agilulf, non Agilulfus, vir excellentissimus rex, anno 613 a Milano. L'alto numero di forme antroponimiche longobarde conservative, senza tracce di latinizzazione o romanizzazione, induce a concludere che la forza vitale della lingua longobarda nel VII secolo era lungi dall'essere spenta. La compresenza occasionale di forme latinizzate o romanizzate e longobarde relativa alla stessa persona e nella stessa fonte rimanda alla situazione circostante di bilinguismo. Numero 5. Quanto fosse ancora forte la consapevolezza linguistica longobarda nel VII secolo si può verificare sull'esempio della prassi occasionalmente utilizzata nelle iscrizioni della segmentazione morfologica che aveva indubbiamente anche funzione ornamentale. Questa segmentazione, che divide in modo linguisticamente corretto i singoli elementi di un nome germanico, è osservabile già negli annali a sigillo d'epoca merovingia provenienti dal Regnum Francorum, che nei suoi ceti alti era certamente anche esso bilingue, per esempio Balde a capo Hildis e così. Questi sono esempi franconi, ma questa segmentazione, anche per mezzo di una croce, è praticata anche nell'Italia settentrionale, forse a causa dell'influsso del modello francone. Per esempio, numero 5, Adel, croce, Bertus, VII secolo, può allora data a Milano in corretta maniera. Numero 72, Ari, a capo Chis, anello a sigillo, forse VII secolo, presso Crema. Ancora più significativa è la tendenza osservabile soprattutto nelle iscrizioni più antiche a tenere l'intero nome, spesso isolato, su un rigo. Numero 96 come esempio, Odelbertus, VII secolo, come in un rigo. Di questa consuetudine esistono ancora molti altri esempi. Proprio nel caso dei nomi iscritti su anelli a sigillo, tuttavia si può osservare anche come nell'Italia centrale e meridionale, in un unico caso anche in quella settentrionale, la romanizzazione vada di pari passo con gli errori nella segmentazione. Per esempio, numero 50, fa, o spazio, el, spazio, fus. VII secolo, da Chieti, viene dal germanico Faholf, con una H. Qui, con caduta romanza di H e abbassamento romanzo di U a O. Il criterio della segmentazione dei nomi e degli elementi che li compongono induce ad assumere una consapevolezza linguistica ancora viva per l'estensione del Regnum Longobardorum, che invece dopo l'anno 600 non può più essere rilevata con la stessa chiarezza nella parte centrale e meridionale, in Ducati di Spoleto e Benevento. Un segnale della vitalità del Longobardo nel VII secolo è anche la totale assenza dei nomi ibridi che saranno tanto amati nell'VIII, cioè di nomi costituiti da un elemento latino-romanzo e un secondo elemento germanico, come in
boni, pertus, flori, pertus, dulci, pert, o luci, frit, eccetera, eccetera. Numero 6. È probabilmente da ricondurre alla consapevolezza linguistica e più ancora alla consapevolezza che il nome nobilis era un elemento di identità culturale, il costume fosse anch'esso importato dal Regnum Francorum e interamente limitato alla nobiltà longobarda del VII-VIII secolo, dell'utilizzazione di temi ampliati per il primo elemento del nome. Si veda per esempio il re Adivald, figlio di Agilulf, numero 3, per il quale il tema semplice Ada, nobiltà di Adivald, alterna con il tema ampliato in El di Adalwald, Adulovald e quello ampliato in R di Adrovald. Ben 11 casi su 80 di nomi pitemagici, cioè il 14 dei casi, tutti gli individui di ceto alto presentano questo ampliamento che io interpreterei come nome da parata, in tedesco Prunkname. Un fenomeno probabilmente analogo è quella sorta di sfruttamento programmatico del nome proprio che si ha nel caso del re Kunipert, che vuol dire splendente nella stirpe, con l'ampliamento del primo elemento in Kuning, che vuol dire re. Kuning, che è definizione di una carica, non è mai usato altrove nell'antroponimia germanica e tuttavia il re Kuningpert lo utilizza assegnando anche alla figlia il nome di Kuningperta, numero 44, un nome davvero regale. Alla fine, ultimo punto, per quanto riguarda l'editto di Rotary, tiro solamente le somme. Sul handout, pagina quadro, numero 16. I termini giuridici in volgare che l'editto di Rotary dal 643 contiene in numero sorprendentemente alto sono una fonte inestimabile della assai articolata terminologia giuridica orale della gens Langobardorum. Nella tradizione manoscritta assai precoce del San Galenzo 730, risalente circa al 670 o 80, scritto a Bobbio o Pavia, essi si restituiscono un longobardo quasi puro, documentando una lingua che, come testimoniano le iscrizioni e la tradizione onomastica, partecipa probabilmente per influsso delle stirpi alemani e bavaresi linguisticamente affini alla cosiddetta seconda mutazione consonantica. Nel VI e VII secolo è già registrabile la mutazione delle tenui e in seguito, verso la fine del VII, la mutazione delle medie. Quest'ultima colpisce soprattutto le labiali, mentre è meno rappresentata per dentali e velari. Nel VIII secolo il longobardo subisce una progressiva romanizzazione che condurrà verso la fine del secolo alla completa assimilazione linguistica dei longobardi. D'altra parte, già dall'epoca del re Rotary, la gens langobarda si trovava in una situazione di bilinguismo, quantomeno da parte longobarda. Lo testimoniano le, peraltro poche, interferenze romanze nel San Galenzo 730, parte delle quali risalgono già all'antigrafo. E lo dimostra anche la bidirezionalità delle numerosissime tradizioni dei termini giuridici. Da una parte abbiamo, accanto ai prestiti germanici in latino e a longobardismi latinizzati, anche termini longobardi glossati in latino, come per esempio in diverse occorrenze Sinx quod est donatio. Dall'altra numerose formule latine spiegate in longobardo.
Per esempio, filium legitimum quod est fulborans, vuol dire di nascita piena, nato all'interno del patrimonio, eccetera, eccetera. Chi scrive presuppone evidentemente da parte dei destinatari dell'editto la capacità di comprendere e pensare tanto in volgare quanto in latino e di passare dall'una all'altra lingua muovendosi in entrambe le direzioni, nella direzione del latino parlato, in cui sono già presenti i tratti italo-romanzi, e nella direzione del longobardo. Queste glosse derivano dunque implicitamente, in modo piuttosto preciso, la situazione linguistica degli immigrati dalla Pannonia. Ed è questa capacità bidirezionale a rendere possibile l'identificazione terminologica tra istituti romani e longobardi. Grazie per la sua pazienza. La ringraziamo tantissimo per la ricchezza della relazione che ha presentato e credo che non sfugga a nessuno l'interesse e l'utilità per tutti gli ambiti disciplinari di avere a disposizione per la lettura delle fonti un simile percorso di studi. Grazie, la ringrazio moltissimo. Grazie molto. Allora, chiamo adesso Elda Mordicchio, prego. Prendi un po' d'acqua. Dell'Università di Napoli, l'Orientale, di cui è stata rettrice dal 2014 al 2020. Elda Mordicchio è professore ordinario di lingua e linguistica tedesca e ha prestato durante le sue ricerche attenzione a diversi ambiti all'interno della germanistica, è impegnata in diverse imprese editoriali e di ricerca e all'interno dei suoi studi ha dedicato anche spazio allo studio dell'ambito longobardo. Ecco, ci presenterà quindi una relazione dal titolo Relitti linguistici nella Longobardia Maior e Minor, e quindi le do la parola. Grazie mille. E prima di cominciare voglio anch'io ringraziare ovviamente la Fondazione dei Clarincini che ci sta ospitando in maniera così superba e anche ovviamente la Deputazione di Storia Patria, oltre chiaramente agli infaticabili Gabriele e Francesca che ci fanno da angeli custodi, ci hanno fatto da angeli custodi in questi giorni. La mia relazione potrebbe avere anche un sottotitolo, accennava qualcosa del genere anche già Wolfgang Aubrix, e cioè della difficoltà di studiare il longobardo, se volete, come sottotitolo. Noi abbiamo parlato nei giorni scorsi di uomini, oggetti, motivi artistici che si muovono e si spostano nella penisola italiana, e si è parlato molto anche di contaminazione, di incontri, di influssi reciproci. E ovviamente quando si parla di incontri, di contaminazione e di influssi reciproci si parla anche di persone che si parlano, e quindi noi abbiamo anche, nel caso del longobardo, esempi di contatto linguistico che ovviamente ha poi come conseguenza il prestito. Nella lingua italiana noi abbiamo numerosissimi esempi di vocaboli di origine germanica che dobbiamo proprio alla presenza dei cosiddetti barbari sul nostro territorio. La cosa importante per i longobardi, e questo sottolinea, come dire, quanto forte sia stato il contatto, è che noi abbiamo fra i prestiti moltissimi verbi. Ora la linguistica del contatto ci insegna che il verbo non è qualcosa che viene prestato facilmente, è più il vocabolo, il sostantivo, l'aggettivo che viene facilmente prestato. Quindi il fatto di avere tanti verbi è un indice, a mio avviso, di una forte integrazione linguistica e culturale. E poi c'è anche un'altra cosa, noi abbiamo anche numerosissimi vocaboli che appartengono alla vita quotidiana, cioè vuol dire che il contatto non è stato ad alto livello, non è stato un contatto fra
i governi, ma è stato un contatto fra le persone che ogni giorno insieme producevano il vino, lavoravano il legno, lavoravano i tessuti, e questo quindi è un elemento ugualmente molto importante. Della difficoltà di studiare il longobardo ne accennava anche Wolfgang Aubrix. Noi non abbiamo testi, quello che noi ricostruiamo lo ricostruiamo studiando le parole isolate nei testi latini, ma soprattutto i relitti onomastici, ne abbiamo avuto già degli esempi, e lessicali che si sono documentati nei nostri dialetti. Quindi questo rappresenta un po' la nostra difficoltà, perché io devo ricostruire il lessico longobardo attraverso le testimonianze indirette, ma anche testimonianze più tarde, che sono qualche volta addirittura dell'italiano letterario e dei dialetti ovviamente italo-romanzi. Abbiamo ovviamente anche occorrenze in testi tardo-latini, ma ovviamente questi non sono molto numerosi, e soprattutto spesso non abbiamo ancora, soprattutto per le fonti tardolatine, ci mancano ancora studi molto approfonditi e ampi che possano aiutarci in questo lavoro. E ovviamente ci aiuta molto anche il confronto con le altre lingue germaniche antiche. Nel caso del longobardo sicuramente l'alto tedesco è la lingua che viene usata maggiormente come riferimento, per i motivi a cui accennava anche prima Wolfgang Aubrix, cioè la presenza della mutazione consonantica. Quindi qui noi abbiamo due ordini di problemi. Da una parte, nell'analisi delle forme romanze, io non ho un termine di confronto sicuro per l'attribuzione al longobardo di una data voce, cioè vuol dire qualcosa che mi consente di dire non è un elemento gotico, non è un vocabolo portato dai Franchi. E la difficoltà deriva anche dal fatto che gotico, francone, longobardo sono lingue germaniche, cioè lingue tipologicamente e geneticamente affini, quindi con molti tratti in comuni, e questo per i miei scopi ovviamente in questo caso rappresenta uno svantaggio. E poi perché sono le forme romanze quelle di cui io mi devo servire per decidere se mi trovo o meno davanti a un elemento longobardo, quindi è un po' come dire un cane, un circolo vizioso. E poi il secondo problema, anche di questo ne parlava Aubrix, è chiaro che al linguista fa piacere ricostruire la dimensione diacronica, cioè fare una storia del longobardo. Ovviamente il longobardo non è stata una lingua immobile nel tempo. La linguistica dei primi decenni del Novecento ancora tendeva a considerare le lingue non più parlate come delle lingue, come dire, immobili, frizzate, se vogliamo usare un termine dell'informatica, in un momento particolare della loro storia. Mentre invece il longobardo, come tutte le lingue, e abbiamo avuto degli esempi già dall'onomastica stamattina, come tutte le lingue ha avuto più fasi, una fase più antica che un linguista, un filologo germanico, Pier Giuseppe Scardigli ha definito una fase gotica, cioè una fase senza presenza della mutazione consonantica, e una fase seriore di maggiore avvicinamento all'area bavarese e alemanna, e ne accennava già stamattina Wolfgang. E quindi proprio perché abbiamo avuto anche una fase, come dire, abbiamo avuto una storia del longobardo, l'analisi dei relitti nelle regioni del nord e delle regioni del sud qualche volta ci aiutano ad individuare almeno tracce, come dire, della dimensione diacronica del longobardo. Salto la seconda mutazione consonantica perché ne abbiamo già trattato. Come abbiamo visto, noi abbiamo in molte occasioni la presenza degli esiti della seconda mutazione consonantica mi aiuta in qualche maniera ad attribuire con maggiore certezza all'elemento, la presenza dei longobardi, determinati vocaboli. Gli esempi che io presenterò stamattina sono tratti dallo schedario del lessico etimologico italiano, che è un progetto fondato dal Max Pfister, un romanista dell'Università del Saarland, purtroppo scomparso qualche anno fa, e ora guidato da Wolfgang Schweikart e da Elton Prifty, entrambi sempre dell'Università del Saarland, per incarico dell'Accademia delle Scienze e della Letteratura di Magonza. E io mi occupo appunto della sezione delle
elemento germanico in italiano. Questo schedario perché è molto utile? Perché è una banca dati enorme di attestazioni che ci consente di avere quindi un quadro molto articolato di quelle che sono le varietà delle forme e soprattutto della loro distribuzione geolinguistica, perché la distribuzione geolinguistica per i miei scopi è una fonte importante per ricostruire la trafila etimologica. Qui per motivi di tempo io non potrò dare e non darò esempi delle varie dialetti italiani, ma nella versione a stampa ovviamente fornirò una maggiore esemplificazione. Qui adesso dovete, come dire, darmelo per fede. L'esempio che porto qui, quello del longobardo Blaio Plaio, che tra l'altro Bleon ho visto che è uno degli esempi riportati in quella fascicolo del Friuli che è stato distribuito, ho visto che viene menzionato proprio questo esempio. E questo è un esempio molto studiato, devo dire, in letteratura da filologi romanzi e da filologi germanici ed è un esempio chiarissimo di come, confrontando fonti meridionali e fonti settentrionali, noi ci troviamo di fronte a due fasi diverse del longobardo, perché se guardiamo le fonti medievali, noi troviamo meridionali, scusatemi, noi troviamo una desonorizzazione. Se noi guardiamo alle fonti dell'Italia settentrionale, noi troviamo invece ancora la forma collocclusiva sonora, e a questo accennava prima anche Wolfgang Aubrix. La cosa interessante è che qui io parlo di un elemento banalissimo, il lenzuolo, cioè qualcosa che appartiene proprio all'intimità della casa. Però per fortuna il lenzuolo fa parte dei beni dotali, per cui noi abbiamo una marea di documenti notarili dove si elenca la dote delle donne che andavano in sposa, e quindi noi abbiamo una grande quantità di attestazioni di plaione e braione. E questa stessa alternanza sorda-sonora, ecco qui sono alcuni esempi presi per esempio dal codice diplomatico barese che io ho scelto proprio per dimostrare come ancora dopo il 1000 ci fosse una vitalità, diciamo, di questa documentazione, e oggi noi abbiamo ancora, ovviamente, nel friulano abbiamo ancora la forma Breon con la sonora, laddove invece nei dialetti meridionali abbiamo esiti che dal punto di vista della fonetica meridionale mi rimandano ad una sorda. Ora, se in questo caso io ho, come dire, ho un buon numero di attestazioni, ugualmente interessanti sono le attestazioni che riguardano altre due voci dell'italiano, balco e poi da cui poi anche balcone e palco. Anche in questo caso, nella redazione dell'articolo rispettivo per il volume del lessico etimologico italiano, ho ritenuto opportuno, e a me piace anche ricordare che in questo lavoro un grande conforto mi viene sempre dal confronto con Wolfgang Aubrix, col quale discutiamo e al quale sottopongo sempre gli articoli diciamo ai quali sto lavorando, quali man mano lavoro, e nel caso anche del longobardo abbiamo ritenuto, per una serie di motivi che riguardano soprattutto la geolinguistica e l'attestazione delle forme anche in area gallo-romanza, di avere a che fare con due fasi distinte del longobardo, una più antica e una seriore. Quella con la sorda palco, non a caso si tratta di forme che hanno un maggior numero di occorrenze sempre nei dialetti dell'Italia meridionale. Ancora più complessa è la situazione qui che riguarda una voce Bredil che deriva da un sostantivo longobardo che vuol dire assicella, e anche in questo caso noi abbiamo addirittura più strati, perché abbiamo delle forme predola e predella che prevedono la desonorizzazione soltanto della labiale, ma poi abbiamo altre forme più tarde che prevedono anche la desonorizzazione della dentale in posizione interna. Come
come si può vedere, le voci dell'Italia centro-meridionale sono sempre quelle che dimostrano con maggiore frequenza questa fase esteriore del longobardo con processi di desonorizzazione. Altri esempi potrebbero essere per esempio il sostantivo bica-bica. Anche qui noi vediamo al nord voci con la sonora, mentre invece nelle forme meridionali compare la variante con la sorda. Ecco, questi casi sono casi che sono stati presentati già nel primo volume dei germanismi e ora noi stiamo lavorando alla preparazione delle basi germaniche che iniziano con dentale. E qui devo dire che presento ancora un work in progress, ma si tratta di una casistica più complessa, perché in questo caso pure abbiamo a che vedere con un elemento della vita quotidiana, tappo, soltanto che il tappo non compare nelle fonti latine medievali, quindi io non ho un grande aiuto qui. In italiano addirittura tappo compare per la prima volta nel 1700, perché certo nella poesia e nella letteratura forse non si parlerà di tappi di bottiglia. Qui però noi abbiamo appunto un caso dove zaffo, con l'esito della mutazione consonantica, sicuramente è una voce longobarda, mentre invece c'è una discussione più complessa per quello che riguarda invece la forma senza mutazione consonantica. Si tratta di una voce che esiste anche nel germanico, perché noi lo ritroviamo in molte altre lingue, pensate all'inglese tap per esempio, quindi è molto diffusa in tutte le lingue germaniche ed è anche presente nelle lingue nell'area romanza. Quindi qui potremmo pensare che in questo caso non si tratti di un elemento longobardo, ma potrebbe essere per esempio un elemento francone, ma potrebbe anche essere un elemento gotico, perché e qui io azzardo, ma devo ancora approfondire. Questa è una carta dell'AIS che è un Atlante italo-svizzero, i cui dati sono stati raccolti fra il 1928 e il 1940, quindi insomma probabilmente forse alcune di queste attestazioni dialettali sono varianti oggi scomparse, però purtroppo la carta non è molto evidente. Se io vado nella zona qui del Friuli, qui io vedo numerosissime attestazioni di tappo. Tappo viene registrata a Cedarchis, a Fornavoltri, a Ronchis, a Tramonti di Sotto, a Ruda. Quindi si tratta di attestazioni di tappo in questa zona in particolare, con addirittura un paio di attestazioni, una a Grado e un'altra a Pirano, e per cui io per adesso sto lavorando sull'ipotesi che si possa trattare forse di un elemento gotico, per cui, come avveniva spesso, la voce longobarda non ha soppiantato definitivamente l'elemento gotico, ma è rimasto un doppione lessicale con una specializzazione semantica, per cui la forma del longobardo zaffo era la forma che intendeva il tappo della botte, e invece il tappo con la forma senza mutazione consonantica è rimasta ad indicare il tappo di una bottiglia. Questo è diciamo un'ipotesi sulla quale devo ancora approfondire l'analisi, perché per escludere del tutto altre ipotesi. Ma mi piaceva mostrarla come elemento, come dire, di complessità. In un altro caso abbiamo anche qui un altro elemento, il seno femminile. Qui entra un altro elemento ancora che rende tutto più difficile, perché da una parte sicuramente la forma con l'affricata è una forma meridionale longobarda, è una voce attestata soltanto nell'Italia meridionale, ma noi abbiamo varianti senza mutazione consonantica un po' in tutte le lingue, ma non solo in tutte le lingue germaniche, in tutte le lingue romanze, c'è qualcosa di simile per esempio anche nel greco. E qui allora il problema è che
oltre all'ipotesi che possa essere un germanismo, c'è l'ipotesi che possa essere un latinismo, ma potrebbe anche essere semplicemente una voce del lessico femminile, quello che una lal form, una voce della lallazione, dal momento che si sta parlando di qualcosa che riguarda la vita del piccolo. E chiudiamo, mi fa piacere che ci sia l'assessore alla cultura, e l'anno scorso è stato pubblicato un volume sul lessico alimentare del Friuli Venezia Giulia, nel quale compaiono molti termini alimentari che derivano dal longobardo. Oltre a questo di buride e burida, io volevo soffermarmi sulla brovada. La brovata è una denominazione di origine protetta, ma quello che mi interessa sottolineare è che nella Gazzetta Ufficiale, dove è stata appunto indicata la brovata come una denominazione di indicazione geografica protetta, un prodotto IGP, la motivazione principale è che si tratta di un verbo derivato dal longobardo, che esiste anche in altri dialetti, per esempio in Lombardia indica la lavorazione della seta, ma che soltanto nelle province di Udine, di Gorizia e di Pordenone, quindi zona del Friuli, indica appunto questo prodotto che tutti quanti riconosciamo e che qua si dice tutte originate dalla base longobarda Breovan. Quindi il longobardo qui è servito ad aiutare alla brovata ad avere la denominazione IGP. E quindi mi faceva piacere come dimostrazione dell'importanza dei nostri studi. E qui c'è una cartolina da Salerno, 2 cartoline da Salerno. Lo stadio comunale di Salerno si chiama Arechi. Il porto turistico di Salerno è la Marina di Arechi, e nella Marina di Arechi c'era una barca che si chiamava Adelchi Padre. Grazie. Ringraziamo moltissimo Alda Mordicchio perché ci ha fatto vedere sia la complessità delle ricerche dietro all'interno della quale si muove, sia, come dire, il risvolto più quotidiano, più contemporaneo, anche la ricaduta di queste ricerche. Grazie moltissimo. Chiamo adesso la collega Gavinelli, che leggerà la relazione del professor Massimiliano Bassetti, che non ha potuto essere presente oggi, ma come ricordiamo era presente i giorni scorsi in rappresentanza del CISAM. Massimiliano Bassetti è professore ordinario di paleografia latina, ha condotto studi relativi a diversi periodi dell'età medievale, è molto impegnato in iniziative editoriali e nello stesso tempo si è spesso impegnato dell'età longobarda, e all'interno di questi suoi interessi oggi presento una relazione dal titolo Produzione e circolazione libraria tra Regno e Ducati. Grazie per la lettura, ringrazio in anticipo. Grazie, io non so se riuscirò a leggere, perché come al solito ringrazio Gabriele Archetti di questa onerosa fatica. È un testo complesso, quello ovviamente del professor Bassetti, perché tratta in sostanza della fisionomia dello scriptorium e soprattutto della biblioteca di Verona, con le attribuzioni che si possono fare e con gli approdi dei libri che arrivano. Quindi è anche molto dettagliato, è difficile troncare, quindi a un certo punto sarei chiamata a bloccare, oltre appunto, così arriviamo alla conclusione di questi exempla consecutivi che gli servono per radicare le sue considerazioni di produzione e circolazione in riferimento al libro manoscritto medievale. Sono le categorie fondamentali con cui il metodo paleografico è da sempre chiamato a misurare i propri strumenti di comprensione. Identificare con passabile margine di approssimazione il luogo di produzione di qualsivoglia manoscritto, quindi è un compito reso arduo proprio dall'effetto della circolazione, dall'evidenza proprio empirica, e quindi si dimostra il tutto con grande frequenza, quindi per cui i codici sono conservati in modi e in luoghi diversi.
il problema è quello che è rimasto, appunto, e poi c'è la dialettica tra le scuole paleografiche, chiaramente contestano le attribuzioni, ma fondamentalmente mancano i documenti che radicano alcuni testimoni per poter collegare gli altri. Quindi ho assunto dunque questo metodo, no, come punto di osservazione fondamentale, fissandolo quindi sulla biblioteca di Verona tra il VI e l'VIII secolo, quindi si arriverà quindi alla fase carolingia. Un saldo luogo comune storiografico per radicamento a Verona sarebbe costituito dal famoso lector della chiesa veronese Ursicino, glosso io, la Vita Martini di Sulpicio Severo, che è effettivamente sottoscritto e datato. Questo è il punto di partenza. Il punto di arrivo, dice il professore, è l'arcidiacono Pacifico, figura ben nota anche come fisionomia all'inizio del IX secolo. Oscurità per Verona equivale non ad assenza o rarefazione di materiali, come accade per altre biblioteche, no? In questo caso invece c'è un'abbondanza di conservazione che piuttosto disorienta, quindi apporti dall'esterno. Un cespite di questa biblioteca longobarda appare costituito da un nutrito e compatto nucleo di acquisti che vengono dall'esterno. Il loro ingresso all'uso della chiesa matricolare veronese, prima dell'avvio dell'età carolingia, quindi in questa epoca longobarda che noi dovremmo trattare, è provato al di là di ogni ragionevole dubbio da tracce di lettura, quindi annotazioni marginali su cui mi soffermerò, e segnala l'esistenza di legami istituzionali che restano invece ancora tutti da indagare, da sostanziale. Poi in genere non si sostanzia niente perché è proprio veramente complesso. Un certo scetticismo è parso gravare invece sulla consistenza, se non sulla stessa esistenza, di una produzione interna, cioè la produzione dello scriptorio, documentabile per questi 2 secoli appunto in sé come produzione abbondante. Che questo scetticismo si innervi in un talvolta condivisibile rifiuto delle dubitative e tautologiche attribuzioni a Verona proposte da Lo per i codici d'età longobarda ivi conservati, non può esimere da un rapido ripensamento. A questa categoria si iscrive un primo gruppo di manoscritti che mostra una pronunciata coerenza interna, sia per ragioni tematiche, sia per indirizzi esecutivi, quindi grafici. Ne fanno parte un codice che contiene il De Viris Illustribus di Gerolamo e Gennadio, aperto però dal fragmento laurenziano del Liber Pontificalis e chiuso da una nutrita collezione di documenti relativi allo scisma acaciano, no? E quindi un pamphlet con il Pro Defensione Trium Capitulorum e Contra Mocianum, 2 opere del vescovo africano Facondio di Ermiana, no? E infine 2 esemplari, questa è forse la cosa più importante, degli atti del Concilio di Calcedonia, e quindi questi si trovano sia in un manoscritto di Verona e da un'altra parte in uno della Vaticana. Per questo nucleo di codici, attribuiti singolarmente e con sistematiche espressioni di dubbio a Verona da Lo, è stato proposto di recente un'attribuzione ravennate da Tino Lick, è sempre il ballottaggio Verona contro Ravenna. 2 ordini di considerazioni tuttavia rendono questa attribuzione fragile e confortano la proposta di una loro produzione veronese. Del tutto evidentemente, infatti, il gruppo dei manoscritti costituisce un dossier relativo alla cosiddetta controversia tricapitolina. Ci ricordiamo la lezione magistrale di professor Alzati, no? Nel corso del secolo VII l'episcopato veronese appare, malgrado una fugace e contraddittoria notizia fornita da Paolo Diacono sul vescovo Iunore, no? Stabilmente attaccato alla sede patriarcale di Aquileia nella difesa dei 3 capitoli e quindi delle conclusioni a riguardo della stessa Sinode di Calcedonia, in aperto e palese contrasto con l'asse filo-imperiale e anti-tricapitolino costituito da Roma e da Ravenna.
Se queste considerazioni indicano in Ravenna, sul piano dell'ambientamento dottrinario, una candidata poco credibile come sede propulsiva di materiali spesi nella strenua difesa dei 3 capitoli, è il merito grafico, diciamo dire la cultura libraria, a confermare per altra via la fisionomia di Verona come avamposto e centro di documentazione, o così si direbbe tricapitolino. A me pare, per dirla in breve, che vedesse giusto Law nel riconoscere nelle semionciali tra loro coerenti, è tipica la semionciale come caratterizzazione veronese, di quel gruppo di codici, quindi con un comune irrigidimento, quindi un comune stadio evolutivo di quella cultura grafica espressa in vero proprio come diciamo una tipizzazione house style, no? Raccordabile all'Ursicino che è stato menzionato all'inizio, proprio in apertura. A ulteriore sottolineatura della coerenza di questi materiali si dispone persino il merito testuale delle opere che costituiscono questo dossier. È il caso delle 2 copie degli Atti di Calcedonia, la cui appartenenza stemmatica a una comune famiglia è corroborata da un loro prestigioso discendente. Da uno di questi 2 antigrafi dovette trarsi infatti la copia impiegata come documentazione per la Sinodo Pavese del 698, indetta dal re Cuniperto proprio per dirimere, ed è stato l'atto finale, la disputa dello scisma dei 3 capitoli. È il codice diviso in 2 tomi, uno all'Ambrosiana e l'altro in Vaticana, ometto le segnature, realizzato per gran parte con pergamene di riuso, e questo è importante, e la scriptio superior investe ben 6 unità palinseste, delle quali 2 largamente prevalenti. Ci sono frammenti di Appiano, soprattutto gli Scholia Bobiensi in Cicerone, quindi opere di carattere classico, e opere secondarie, tra l'altro anche con testi ariani. Anche questo mi sembra sufficientemente indicativo. La varietà e l'eterogeneità di queste ultime, legate a interventi di restauro antico del manoscritto, è stata valorizzata da Franz Erl per formulare l'ipotesi dell'esistenza nella sede di produzione di questo codice di un prontuarium, cioè una raccolta di libri, no? Antichi quindi, accumulati e conservati come fonte materiale per dare un raffinato tramite di promozione anche della scrittura e per avviare quindi la creazione di nuovi libri. A esso si sarebbe ricorso sia per procurarsi pergamena, quindi aspetti proprio artigianali, in vista dell'allestimento iniziale del manoscritto, sia quindi a breve distanza di tempo per reintegrare sezioni perdute. L'ipotesi di R, inizialmente ammessa con qualche esitazione anche da Law, insisteva, malgrado alcune palesi forzature, sulla supposizione che questo cantiere librario fosse operante a Bobbio. È ormai assodato invece che grazie al ripensamento dello stesso Law, che vi ha ravvisato chiare analogie con la tarda semionciale veronese e in più alla minuziosa contestualizzazione proposta per l'operazione da Mirella Ferrari, che tale cantiere a forziore proprio, no? Darebbe questo prontuarium per l'esecuzione di restauro proprio come la copia degli atti calcedoniesi trovino quindi la loro più naturale collocazione a Verona. Solo al termine della sinodo del resto, arricchito da questo carme celebrativo per il re, redatto da un certo Stephanus, monaco, suo magistro, tra l'altro questo si trovava a Pavia, il manoscritto sarebbe infine approdato a Bobbio. Quello dei codices rescritti, come vedremo, è per lo scriptorium annesso alla cattedrale un fil rouge, un filo rosso particolarmente caratterizzante. Lo lasciamo un istante per segnalare che con l'avvio del secolo VIII la cultura grafica veronese si arricchisce e si complica, lasciando registrare una biforcazione di indirizzo grafico. Da un lato si proseguiva, sebbene in forme più sterilite e depauperate, con la cosiddetta semionciale, e ne costituisce
quindi un nucleo rappresentativo, e quindi qua c'è l'elenco di manoscritti di questa semenciale, no? Che raccorda e raccoglie anche opere di Gregorio Magno, no? E invece alla seconda svolta della biforcazione si profila invece una tradizione grafica libraria nella cosiddetta corsiva nuova, e c'è una precoce testimonianza in questa corsiva nuova, no? Di un gruppo di copie gemelle delle etimologie di Isidoro di Siviglia. Ecco, questo è importante perché in queste copie di Isidoro di Siviglia ci sono anche degli aspetti di appunto riscrizione palinsesta, e nella scriptio inferior si trovano anche materiali medici di Galeno, per cui c'è stata questa proposta di localizzazione a Ravenna, dove, glosso io, no, c'era la scuola degli iatrosofisti ravennati. Però vi sono altri argomenti che trattengono la copia dei due codici gemelli di Verona, no? Legati a Verona, anche per una cosiddetta consecutività di carattere testuale, perché appartengono alla famiglia Beta, una famiglia italica, a cui possono essere ricollegati due altri testimoni veronesi. Ecco, posso poi aggiungere che nella tradizione veronese si radicano anche due codici con la tradizione diciamo della collezione canonica di Cresconio, è il capostipite, diciamo l'archetipo di questa tradizione italiana. Glosso sempre io perché sto andando in rapidità, e di conseguenza direi che la mano che più che altri sembra potersi accostare alla corsiva del Cresconio, tuttavia si lega appunto ad altri manoscritti, in particolare al De Summo Bono isidoriano, che è appunto un altro manoscritto veronese. Quindi materiali grammaticali come Isidoro, materiali soprattutto di diritto ecclesiastico che sedimentano la cultura veronese ad altissimo livello, e siccome credo di essere chiaramente alla fine del tempo, ci sono anche apporti molto significativi che vengono dalla Spagna visigotica, che è la stessa Spagna visigotica da cui arriva, noto voi a tutti, il famoso il codice che contiene l'indovinello veronese, che è nella corsiva detta da Bartoli Langeli, esattamente coerente con l'indirizzo grafico veronese. Quindi concludo, mi perdonerà il collega Bassetti, dicendo che tutto quello che io vi ho sintetizzato in maniera draconiana arriva alla figura dell'arcidiacono Pacifico, che si innesta nel rilancio carolingio diciamo fomentato dall'Admonizio Generalis e poi dal capitolare di Corteolona dell'825, e quindi parole immortali, una missione che la scuola cattedrale di Verona non avrebbe potuto espletare se non vi fosse stato prima depositato una biblioteca longobarda, che è il nostro tema, frutto quindi di una produzione, di una circolazione appunto, salendo sulle spalle, no, di questi personaggi che hanno offerto agli intellettuali carolingi a questo punto la possibilità di guardare più lontano. Grazie. Il primo ringraziamento è per Simona, che ha fatto un enorme sforzo, aveva una relazione lunghissima che ha dovuto sintetizzare. Naturalmente abbiamo tutti visto la ricchezza che emerge da questa relazione, di questa biblioteca veronese di tradizione longobarda, e appunto l'importanza che ha per lo sviluppo successivo. Benissimo, adesso continuiamo, chiamo Luisa Nardini. Secondo le indicazioni di Gabriele faremo sia questa relazione che la relazione di Emanuela Fugazza prima di fare la pausa. Allora, Luisa Nardini è professore ordinario di musicologia presso l'Università del Texas,
e studia in particolare la musica sacra, ma con aperture a scambi tra ambiti diversi, non soltanto l'ambito romano ma anche bizantino, normanno, un contesto ampio. Ha particolare interesse appunto per l'Italia meridionale e aspettiamo di sentire in tutti i sensi, perché so che ci farà anche ascoltare dei brani, la musica su musica e canto liturgico tra liturgia romana e beneventana. Prego. Grazie mille per l'introduzione alla professoressa Albini e ringrazio la professoressa Albini per l'introduzione, il centro e la fondazione per l'invito a questo importante convegno, e mi scuso, mi rammarico anzi per non aver potuto seguire i lavori dall'inizio a causa di esigenze accademiche. Il mio intervento si concentrerà su alcuni aspetti della liturgia dell'Italia meridionale, una liturgia o un complesso di liturgie e usi da sempre in bilico tra istanze culturali diversificate, di cui la matrice longobarda, non sempre di immediata identificazione a mio parere, rappresenta solo una delle componenti. Uno dei fondamentali nodi critici da affrontare è proprio la possibilità, allo stato attuale delle conoscenze, di avanzare ipotesi sull'identità longobarda di alcuni aspetti della cultura musicale e liturgica dell'Italia meridionale attraverso l'analisi di testi e melodie utilizzati per i riti religiosi. Tutto questo tenendo sempre ben presente l'intrinseca fluidità del fenomeno musicale e liturgico, gli elementi di oralità presenti perfino nelle fonti manoscritte e infine l'incompletezza e la non contemporaneità della documentazione manoscritta. Prima di addentrarci in tali questioni, tuttavia, è importante accennare brevemente, molto brevemente, alla storia liturgico-musicale della regione beneventana, in base alla documentazione disponibile. I manoscritti di questa regione datano a partire dal X secolo, i manoscritti liturgici, con una più folta concentrazione di fonti tra la seconda metà dell'XI e il XIII secolo, e tutte queste fonti rivelano una compresenza di tradizioni di varia datazione e origine, spesso all'interno dello stesso formulario liturgico, quando non addirittura all'interno di uno stesso brano, come vedremo, che possono essere messe in relazione con le varie popolazioni e culture succedutesi o presenti nello stesso tempo nell'Italia meridionale a partire dal VII secolo. Ma procediamo con ordine. Il contenuto principale dei manoscritti liturgici beneventani non è longobardo, ma quindi tutte le fonti che fanno uso della scrittura e notazione cosiddette beneventane, è costituito dal repertorio di canto piano solitamente definito come gregoriano, in grassetto nella slide, quel corpus quindi di canti che derivarono non si vedono? Ecco qua. Quel corpus quindi di canti che derivarono dalla confluenza dei canti romano antico e gallicano, confluenza verificatasi intorno alla metà dell'VIII secolo in area franca. Questo repertorio dovette giungere in Italia meridionale relativamente presto, forse proprio grazie all'intermediazione di Paolo Diacono, come è stato suggerito da altri, e tuttavia questo repertorio, sempre il gregoriano, che si trasmise in forma orale per le melodie, in forma scritta per i testi, e che fu adattato alle esigenze liturgiche e cultuali e ai gusti musicali della regione, si innestò su un ricco patrimonio di tradizioni liturgico-musicali preesistenti. Il sostrato probabilmente più antico è costituito dalla cosiddetta liturgia veterocampana, ricostruibile solo indirettamente attraverso la lista di pericopi evangeliche contenute in alcuni codici inglesi e tedeschi e soprattutto attraverso il Codex Fuldensis redatto a Capua intorno al 546 e il calendario marmoreo napoletano. Di questa liturgia non sono sopravvissute melodie, ma è possibile che alcuni canti trascritti nei manoscritti liturgici di epoca più tarda possano rimandare alle inflessioni melodiche di questa tradizione, che potrebbe essere autoctona, ma che potrebbe anche avere più remote origini nordafricane o siriache e che si sia consolidata nell'area campana proprio attraverso l'influenza di Adriano di Canterbury e Teodoro di Tarso, che è poi la ragione per cui la ritroviamo in Inghilterra, durante il loro soggiorno napoletano. Un altro repertorio documentato nelle fonti beneventane è il canto bizantino.
Ci sono infatti una serie di canti con testi di origine greca tradotti o traslitterati in latino, come la serie di antifone per l'adorazione della croce al Venerdì Santo, che qui vedete solo in parte nella versione del codice beneventano della Biblioteca Capitolare 40, probabilmente derivante da Santa Sofia. Ma anche canti successivi alla diffusione del gregoriano in Italia meridionale presentano spesso citazioni musicali e testuali di matrice bizantina, come vedremo più avanti. Lo stesso repertorio gregoriano fu certamente rimaneggiato nelle istituzioni religiose locali, data la presenza di alcune varianti testuali e musicali ascrivibili alle tradizioni regionali, come per esempio, qui accenno molto brevemente a dei fatti estremamente tecnici, come per esempio il riempimento dei salti intervallari tra le note o la ripetizione delle note al di sotto del semitono delle note mi e si, che invece non si riscontrano in altri manoscritti europei. Certamente è un repertorio che ha ricevuto un'ampia considerazione, che è stato direttamente associato all'eredità longobarda e il canto beneventano. Alcune festività e rituali infatti presentano delle messe o degli uffici doppi, generalmente etichettati nelle fonti come ambrosiani, ma che pur presentando alcune similarità con il canto lombardo, sono di composizione locale. La definizione beneventana, ovviamente moderna, è mutuata dagli studi sulla scrittura e sulla notazione, di cui qui potete ammirare un elegante esempio nel manoscritto Benevento 39. Ma la creatività dei cantori e delle cantrici locali non si esaurì con l'arrivo del gregoriano e la conseguente soppressione del canto beneventano, ma continuò con la composizione di nuovi canti che combinavano strutture formali transalpine, quindi gregoriane, a preferenze stilistiche e tematiche tipiche della sensibilità religiosa meridionale. In questo gruppo rientra il cosiddetto repertorio, ed è in fondo alla slide, neogregoriano, e i nuovi generi di tropi, sequenze e prosule che furono aggiunte a mo' di glossa ai formulari liturgici preesistenti dopo il IX secolo, e di cui alcuni codici cividalesi sono anche ricchi testimoni. L'Alleluia Laudemus Dominum per la festività dell'invenzione di San Michele è un perfetto esempio di queste commissioni stilistiche e formali. Si tratta di una melodia composta localmente che unisce la struttura formale degli Alleluia gregoriani con alcuni stilemi bizantini, come la formula evidenziata nella slide, che usata in questo preciso contesto modale è di derivazione bizantina e che si riscontra anche in altri canti neogregoriani che ho analizzato in un articolo pubblicato alcuni anni fa in Plain Song and Medieval Music. Ma anche il testo incastona all'interno di una citazione del canto angelico per eccellenza, il Sanctus, un richiamo al testo del Trisagion greco, tradotto qui come Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, un testo che i cantori beneventani utilizzarono anche per l'introito di una delle messe della Trasfigurazione in un'altra composizione locale. Fortunatamente dell'Alleluia e della relativa prosula possiamo ascoltare una recentissima registrazione realizzata da Lia Stattard e un gruppo di altre cantrici per il companion website del mio volume Chant, Hypertext and Prosulas, e quindi ne farò ascoltare qualche minuto, sperando che tutto funzioni, altrimenti rimanderò a un momento successivo. Speriamo che funzioni.
e anche se il brano continua ho voluto fermare qui alla citazione del Trisagion. Non mi dilungherò sulle complessità della liturgia per San Michele in area beneventana, ma quello che mi preme sottolineare ora è come anche un canto così breve come l'Alleluia Laudemus costituisca una sorta di compendio, quasi un microcosmo culturale, alla componente longobarda del culto micaelico e forse anche precedente ai Longobardi, discussa da molti anche qui come fattore identitario e politico. Ricorderò che John Bow sottolinea come la retorica principesca del testo di un tropo liturgico è un riferimento intenzionale al Principato longobardo. Si associa una struttura formale gregoriana, elementi melodici e testuali di marcata matrice bizantina. Che l'influenza bizantina sia derivata direttamente dagli usi di lingua greca ben conosciuti e praticati nella regione, o sia rientrata nel più vasto programma di legittimazione del potere principesco e quindi per estensione della cultura longobarda, non è dato di sapere. Certamente l'Audemus Dominum ben rappresenta quella tipica attitudine di molti formulari presenti nei manoscritti beneventani in cui elementi di origine diversa sono giustapposti in quello che in altri contesti ho definito come una sorta di continuum cognitivo e culturale. Un altro esempio lo fornisce la messa per i 12 fratelli martiri, le cui reliquie furono traslate a Benevento da vari territori dell'Italia meridionale, come tutti sanno, da Rechi II, interrati a Santa Sofia nell'anno 760. Questo è il manoscritto 40, sempre della Biblioteca Capitolare di Benevento, in cui troviamo sia una messa gregoriana che una beneventana, e anche in questo caso troviamo una commistione di brani sovraregionali e locali, soprattutto nella composizione della messa beneventana e dei tropi. La messa beneventana, al di là dell'analisi musicale già pubblicata da Tom Kelly, rappresenta un buon esempio di un tipico formulario beneventano, anche se potrebbe sorprendere, nei testi che adesso non vi leggo ma che sono disponibili in pubblicazione, la quasi totale assenza di riferimenti specifici alla tradizione testuale agiografica relativa a questi santi, una caratteristica che sembra accomunare buona parte del repertorio beneventano più antico. Per gli stessi santi, invece, il manoscritto XVI-XIX della Biblioteca Nazionale di Napoli, ma proveniente da Benevento, forse da Santa Sofia o San Pietro dentro le mura, contiene un ben più esteso repertorio per i 12 fratelli e anche per San Mercurio, ovviamente altro santo fondamentale per il programma politico di Arechi, con testi fortemente caratterizzati in senso locale, ma con melodie gregoriane. Questi testi, che ho analizzato in un saggio di prossima pubblicazione all'interno di un progetto della Fondazione Levi di Venezia, seguono il racconto agiografico molto da vicino, fornendo dettagli sui santi, i loro nomi, sul rinvenimento e la traslazione delle reliquie, sul tripudio della popolazione e soprattutto sul ruolo fondamentale di Arechi, descritto come principe esimio e principale attore della traslazione. Lo stile delle melodie e alcune concordanze tematiche con la sequenza che vi ho mostrato, inclusa in Benevento 40, suggeriscono una datazione successiva al X secolo, quindi è un periodo in cui il ricordo della figura di Arechi fu volto a rinsaldare il mito delle origini del Principato longobardo, come recentemente anche sottolineato da Giulia Zornetta in altri ambiti. Quindi, per tornare alle domande iniziali, è possibile riconoscere un'identità longobarda nelle composizioni liturgiche della zona beneventana? Forse non lo sapremo mai. Certamente le commistioni stilistiche tra repertori liturgici beneventani, romani e bizantini, per non parlare poi di possibili influenze ebraiche, ma questo lo lascio altro momento, furono multidirezionali. È possibile che il repertorio beneventano più antico sia giunto a noi in una forma gregorianizzata, quindi romanizzata, ma è anche evidente che composizioni di datazione più tarda si caratterizzano per un tono fortemente celebrativo del potere principesco di VIII secolo, come testimoniato dal manoscritto XVI-XIX della Nazionale di Napoli. Ed è forse proprio questo continuo fluire in senso diacronico in questa indissolubile commistione culturale, come abbiamo anche sentito da tante altre relazioni, a costituire la cifra caratterizzante della cultura liturgica e musicale della Lombardia Minor. Grazie.
Ringraziamo davvero moltissimo di questa relazione Luisa Nardini, che ci ha introdotto in un ambito di grande fascino. La ringraziamo perché appunto ci ha anche fatto ascoltare in anteprima questo inedito, e questa sottolineatura di questa commistione di tradizioni e di culture diverse, veramente di grande interesse. Grazie. Adesso ascoltiamo, invece ci spostiamo all'interno della storia del diritto e ascoltiamo la relazione di Emanuela Fugazza, che è professore associato di storia del diritto medievale moderno. Tra i suoi numerosi interessi di studio, che appunto si muovono cronologicamente su un ampio ambito di secoli, c'è l'interesse per la giustizia civile e penale nel Medioevo, per la storia statutaria, e questa sua relazione affronterà un tema che per ognuno di noi che si è occupato di questi temi è fondamentale, cioè il tema della personalità del diritto e delle consuetudini longobarde. Grazie. Grazie Presidente per la presentazione. Desidero anche io ringraziare il Centro Studi Longobardi, il suo Presidente, il Professore Archetti, per l'invito, l'amica Francesca Stroppa e tutta la segreteria organizzativa per la squisita disponibilità, e la Fondazione dei Claricini per la generosa ospitalità. Dunque, quello del carattere territoriale o nazionale del diritto longobardo è un tema classico, e ciò nonostante ampiamente discusso e controverso. Si parla di territorialità, lo dico naturalmente a beneficio degli studenti presenti, quando tutti coloro che vivono in uno stesso ordinamento sono egualmente soggetti allo stesso diritto. Si parla invece di personalità quando a coloro che vivono nell'unico ordinamento, in quell'unico ordinamento, è concesso di vivere secondo la legge nella quale sono nati. In alcuni scritti recentissimi di alcuni studiosi, non mancano accenni più che opportuni all'attualità del tema. Perché discutere oggi di come nel Medioevo, tanto nell'Alto Medioevo quanto nel Basso Medioevo, fu affrontato il problema della compresenza legittima di più diritti all'interno di un unico ordinamento, evidentemente non esaurisce la sua rilevanza in prospettiva storica. Tant'è vero che è stato messo in luce come, quando quel problema fu affrontato ricorrendo al principio della personalità del diritto, l'autorità della legge dello Stato non venne meno, e anzi, garantendo il pluralismo delle fonti del diritto, lo Stato fu capace di valorizzare il consenso. Ma quando il problema della compresenza di più diritti all'interno di uno stesso ordinamento fu affrontato e risolto ricorrendo al principio della personalità del diritto? Questione annosa, dicevo. Da Savigny in poi la storiografia non ha mai cessato di interrogarsi sul tema e di affrontare, di offrire risposte che sono state continuamente messe in discussione. E questo vale soprattutto con riferimento all'età longobarda. Se infatti con riguardo all'età carolingia nessuno, almeno così mi pare, mette in discussione il fatto che il principio della personalità del diritto venne pienamente valorizzato, se si sposta lo sguardo all'età longobarda il discorso si fa più complesso. Non farò oggi la rassegna degli indirizzi storiografici che si sono succeduti dalla metà dell'Ottocento in poi. Su un dato però desidero richiamare l'attenzione, cioè il fatto che negli scritti di alcuni dei più illustri storici giuristi vissuti a cavallo tra 8 e 900 campeggiava l'idea della territorialità del diritto longobardo. Questo, ad esempio, fu l'orientamento di Schupfer, di Pertile, di Salviola, di Besta. Alla base di quel modo di concepire il sistema delle fonti del diritto vi era, come ben noto, l'idea che Longobardi, che due popoli, romano e longobardo, fossero vissuti nettamente contrapposti e che i romani fossero stati privati
dei loro diritti, se non addirittura ridotti in schiavitù. Negli anni 70 del secolo scorso si registrò una svolta importante, ce l'ha illustrato in questa sede Bruno Figliuolo. Iniziò a farsi strada l'idea che i germani e dunque anche i longobardi non pensarono affatto di tenersi nettamente separati dalla popolazione residente, idea che oggi è largamente dominante. Tuttavia, pur essendo cambiato il modo di concepire, di vedere i rapporti tra longobardi e romani, negli scritti di alcuni dei più insigni studiosi si ritiene che il sistema delle fonti in età longobarda fu affrontato e risolto ricorrendo al principio della territorialità e quindi si riconosce valore territoriale agli editti fin all'editto di Rotary. Sullo sfondo campeggia naturalmente l'idea, anch'essa oggetto di ampie discussioni, dell'identità etnica, sulla quale oggi non intendo soffermarmi. La tesi della territorialità però non regna incontrastata, oggi come nell'Ottocento, e anzi posso affermare che tra la storiografia giuridica italiana è molto più diffusa l'idea della personalità della legge con specifico riguardo all'età longobarda e già all'editto di Rotary. Mi limito a segnalare la posizione particolare di Luca lo Schiavo, espressa recentemente, il quale, sviluppando suggestioni del suo maestro Ennio Cortese, ha affermato che Longobardi e Romani vissero sì secondo leggi diverse, ma non in veste entrambe di leggi nazionali, ma come leggi speciali. Ecco, inquadrato molto rapidamente il tema sul quale mi propongo di essere meno approssimativa nel testo scritto, oggi desidero focalizzare la mia attenzione su un profilo specifico dei tanti connessi al tema della personalità, della validità territoriale o personale del diritto longobardo, e sposto la mia attenzione a diversi secoli successivi alla caduta del regno, quando senza dubbio alcuno il problema della compresenza di più diritti all'interno di uno stesso ordinamento giuridico fu affrontato ricorrendo al principio della personalità del diritto. Prova ne sono infatti le tantissime professiones iuris presenti nella documentazione privata e anche gli statuti cittadini. E a questo proposito mi riferisco in particolare agli statuti lombardi. E preciso che in questo contesto, parlando di Lombardia, si fa riferimento alla Lombardia viscontea, perché come ben noto, a partire dalla metà del 200, la storia della Lombardia coincise con la storia dell'espansionismo di Milano e dei maggiori dominatori della regione, i Visconti. Inoltre è noto che per la gran parte delle città lombarde le più antiche redazioni statutarie superstiti risalgono all'età viscontea. Ebbene, quegli statuti fotografano in maniera molto chiara il principio della personalità del diritto e delle professiones iuris. In capo a ogni individuo coesistevano due status, uno status nazionale e uno status legato alla cittadinanza. E quindi al diritto longobardo veniva riconosciuta validità di legge personale in una molteplicità di ambiti, che andavano dalla capacità giuridica al matrimonio, ai rapporti patrimoniali tra coniugi, ai contratti, anche al diritto penale. Cose note alla storiografia sulle quali appunto la storiografia ha ragionato a lungo. Tuttavia, quegli stessi statuti mettono in luce che in alcuni ambiti territoriali e per alcune materie al diritto longobardo era riconosciuto il valore non già di legge personale, bensì di legge territoriale, vincolante quindi per tutti i cives. A Brescia, ad esempio, nello Statuto del 1313 si trova una disposizione di chiara matrice consuetudinaria che sancisce l'applicabilità del diritto longobardo in materia successoria per tutti i cives. Si afferma che il titolo de successionibus della Lombarda deve avere applicazione generalizzata. Una disposizione analoga è contenuta anche negli Statuti di Bergamo del 1331. Ebbene, non si tratta
di disposizioni che sono state recepite in maniera tralatizia da una redazione statutaria all'altra. Tant'è vero che della validità, diremmo oggi, territoriale del diritto longobardo ragionava a lungo un giurista, il giurista Alberico da Rosciate, vissuto tra il 1290 e il 1360. Nel suo commento alla Costituzione Itaque, Alberico mette in luce un fatto che credo meriti attenzione. Alberico scrive che in tutti gli ambiti giuridici, in assenza di una deroga espressa, tutti i negozi giuridici dovevano essere disciplinati dal diritto romano comune, ma non in materia successoria. Qui la regola era ribaltata, per cui in assenza di una deroga espressa, la materia successoria doveva essere regolata dal diritto longobardo. E Alberico scrive che questo accadeva in molte città lombarde in forza di antiche consuetudini recepite dagli statuti cittadini. Il diritto successorio longobardo, brevemente, limitava fortemente i diritti delle donne. Lo scrive appunto Alberico da Rosciate, prima di lui lo ha scritto il longobardista Carlo di Tocco, per cui i fratelli escludevano le sorelle dalla successione. Quelle limitazioni trovavano un leggero temperamento nel diritto alla dote. Le consuetudini, tanto bresciane quanto quelle bergamasche, sanciscono infatti il diritto delle donne a ricevere una dote che fosse commisurata alle loro condizioni sociali e patrimoniali. Le successioni non esauriscono gli ambiti nei quali gli statuti lombardi riconoscono al diritto longobardo validità di legge territoriale. A Lodi, ad esempio, nei cosiddetti statuta vetera, che risalgono probabilmente al primo trentennio del 200, si introduce la presunzione, che ammette per la verità prova contraria, per la quale tutte le donne lodigiane devono essere assoggettate al mundio. Strettamente intrecciato a questo fenomeno, occorre poi ricordare che molti istituti giuridici longobardi nell'Italia, anche nell'Italia centro-settentrionale, sono rimasti vigenti ben oltre la caduta del regno. E questo anche in assenza di un riconoscimento esplicito della validità territoriale a quelle disposizioni. A volte questi istituti giuridici hanno cambiato nome, assumendone uno latino come la Meta, nota come sponsalizio largitas nella documentazione privata, aveva cambiato funzioni, ma chiaramente la sua matrice era da rintracciare nella Meta di antica memoria. Interessanti sono anche le sorti del nudo patto, di cui parla un editto di Rachi. È noto che per il diritto romano il nudo patto non genera azione. Invece per il diritto longobardo il nudo patto era tutelabile e azionabile. Ebbene, nonostante l'accoglimento generalizzato del principio romanistico, gli accordi informali nel tardo Medioevo diventano parte integrante del sistema giuridico di civil law. Tant'è vero che il nudo patto viene utilizzato nella prassi negoziale dai notai quale strumento per creare nuovi rapporti giuridici sollecitati dalle esigenze economiche dei nuovi tempi. In sintesi, dunque, mi avvio a concludere, è senz'altro vero che gli statuti fotografano con chiarezza il sistema delle professiones iuris e del pluralismo delle fonti del diritto. Ma è altrettanto vero che alla fine del Trecento, quando gli statuti riformati da Gian Galeazzo Visconti abrogarono espressamente il diritto longobardo, questo aveva già permeato di sé buona parte del patrimonio giuridico lombardo, a testimonianza dunque di quel fortissimo radicamento sociale mai venuto meno nei secoli successivi alla caduta del regno. Grazie per l'attenzione.
ringraziamo tantissimo Emanuela Fugazza perché questa capacità di sintesi e nella complessità delle questioni che ha sollevato sia dal punto di vista storiografico appunto che giuridico, e la ringraziamo anche per aver proposto questa attualità del tema nella società contemporanea. Adesso c'è un intervallo, direi che può durare una ventina di minuti. D'accordo, ci ritroviamo intorno alle 11:30. Allora, incominciamo la seconda parte della sessione mattutina. Comunico un cambiamento: non ci sarà la relazione di Donata Levi, che per impegni non può essere presente, e viene anticipata al mattino la relazione di Giuseppe Cuscito, che si è detto disponibile. Quindi iniziamo adesso, secondo il programma, dalla relazione di Marino Zabbia. Attendo un attimo, perché quel rumore... Allora, Marino Zabbia è professore associato di storia medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino. Tra i suoi principali interessi di ricerca emerge quello per la cronachistica medievale, su quale ha scritto saggi fondamentali, e proprio sulla cronachistica oggi ci parlerà, con una relazione dal titolo Memorie longobarde nella cronachistica medievale. Prego. Grazie. Per favore, velocemente, se vi sedete, che stiamo già iniziando. Aspettiamo un attimo in modo che possiate entrare. Grazie. Vado? Perché proprio in questo istante entrerò. Ecco, allora aspetto ancora un attimino perché proprio adesso si sta riempiendo la sala e il mio ego ha bisogno di una sala bella affollata, se non mi deprimo. Troppi. Allora, vabbè, comincio, avete pazienza. Dunque, il tema che mi è stato affidato è molto ampio e devo dire che è stato anche in qualche maniera introdotto in modo molto interessante dalla relazione di Emanuela Fugazza che mi ha preceduto e non è appunto un tema inedito. Non vi dirò niente della bibliografia sull'argomento, d'accordo? Il tempo a nostra disposizione è poco e non lo passerò facendo un elenco di titoli. Invece richiamerò la vostra attenzione su alcuni temi, solo 3, quelli che a mio avviso sono i più rilevanti, insomma. Ecco, in primo luogo è molto facile dividere il tema che mi è stato affidato in 2 grossi capitoli. Le memorie longobarde legate alla fortuna dell'Historia Langobardorum di Paolo Diacono e poi invece le memorie longobarde di lunga durata nel Basso Medioevo che dipendono da altre fonti. Vi dirò... Prego. Chiedo scusa. È sistemato? Sì? D'accordo, prego. Sì, abbiate pazienza, questo incipit. Torniamo a noi. Due macro temi, d'accordo? Il primo, la fortuna dell'Historia Langobardorum, parlerò principalmente di quello che succede dal XII secolo in poi, le memorie longobarde nella cronachistica basso medievale italiana. Quindi la lunga fortuna, vi dicevo, dell'Historia Langobardorum e poi invece la formarsi di una tradizione di memorie indipendente, parallela all'Historia Langobardorum, che ha avuto una sua fortuna anche nel Basso Medioevo. Non si tratta di 2 binari paralleli, perché è talmente forte, grosso l'impatto dell'Historia Langobardorum che anche i testi che
riportano notizie che hanno un'altra radice risentono dell'istoria Langobardorum. La storia dei Longobardi di Paolo Diacono, che avete sentito citare infinite volte in questi giorni, è tra le altre cose, tra le tante cose, anche un testo di lunghissima e larga fortuna, no? Nella relazione di Laura Pani, avete sentito, si conservano all'incirca 120 manoscritti dell'istoria, che per una fonte narrativa medievale è tantissimo, d'accordo? Tantissimo. Pensate che, per dire, la cronaca di Dino Compagni, che tutti noi abbiamo incrociato nei libri di scuola, arriva in un manoscritto solo, no? Tanto per fare un confronto. Va detto che questa fortuna dell'istoria Langobardorum è in Italia diffusa su tutto il territorio. Non c'è una specificità regionale, no? Nell'Italia meridionale Romualdo di Salerno conosce l'istoria Langobardorum. Pochi anni dopo Siccardo da Cremona, vescovi entrambi, uno di Salerno, l'altro di Cremona, Siccardo di Cremona utilizza egli pure l'istoria Langobardorum largamente nella sua cronaca universale per parlare appunto dei Longobardi. Peraltro l'istoria non compare magari dove ce l'aspetteremmo. Per esempio, ancora nella cronaca di Landolfo Signore di Milano, che fa una ricostruzione del passato milanese, no? Paolo non è tra le fonti utilizzate. E va detto anche dove te l'aspetti magari non compare. Per esempio nel Liber ad Amicum di Bonizzone da Sutri, quando Bonizzone parla dei Longobardi e dei loro rapporti con il papato, non rimanda a Paolo Diacono, ma rimanda esplicitamente a Gregorio Magno. Questo perché? Perché la storiografia non è, come tutti sanno, una materia che si insegna a scuola, non c'è un canone, no? C'è una cultura storiografica diffusa e accanto a però questa cultura storiografica diffusa non propone, non impone scelte obbligate. Perciò la fortuna di Paolo è larghissima, però è a macchia di leopardo e non c'è una legge matematica. Ecco. Quello che certamente ci colpisce è che lo troviamo tantissimo letto. E altra cosa importante, molto spesso chi ha letto l'istoria Langobardorum ha letto anche l'istoria romana di Paolo e quindi noi troviamo riproposte in numerose cronache basso-medievali, no? In numerose cronache basso-medievali troviamo riproposto questo doppio manuale, no? Questa storia di lungo periodo di Paolo, per cui l'autore, no? Ha a sua disposizione e facilmente compendia le due opere. L'esempio classico, no? che mi piace portare è quello di Ricobaldo da Ferrara. Ricobaldo da Ferrara è un notaio che scrive all'inizio del 300, alla fine del 200, compone alcune opere di storia universale, la più importante delle quali è il Pomerium Ravennatis Ecclesiae. Perché dico più importante? Perché è l'unica che ha avuto una reale diffusione. Ecco, e anche quest'opera è debitrice sia dell'istoria romana che dell'istoria Langobardorum di Paolo. Quindi, da un lato, no, abbiamo questa versione, praticamente una versione ufficiale, diciamo così, di larghissima diffusione, che accomuna scritture storiografiche, cronache composte in località anche molto distanti e in ambiti cronologici molto diversi, d'accordo? Nella Salerno del XII secolo, come nella Cremona del XIII, o a Padova o Ferrara o Ravenna, dove scrisse all'inizio alla fine del 200 Ricobaldo, i Longobardi sono i Longobardi di Paolo Diacono. Accanto a questo modello di larghissima diffusione, però, come vi dicevo, abbiamo anche delle tradizioni locali. Ora non posso soffermarmi su tutte e nemmeno in maniera molto dettagliata, però, tanto per non restare troppo vago, richiamerei la vostra attenzione sul caso di Pavia. D'accordo? Stranoto, molto studiato, molto interessante. Pavia ha già una tradizione di memorie locali precedente all'istoria Langobardorum. Se noi leggiamo l'opera di Paolo Diacono, no, troviamo in quelle pagine gli echi di una memoria cittadina che in qualche modo, non sappiamo ben come perché nulla ci rimane, si stava codificando. No?
Paolo ha, come tutti sanno, 3 centri, Friuli, Pavia e Montecassino, no? Per il Friuli ha le sue memorie domestiche, parla dei suoi antenati, per Pavia ha delle memorie che sono legate alla corte, no? Pavia, sede della corte regia, è anche un luogo che sta codificando una memoria. Ora, purtroppo, per noi, dico purtroppo, insomma non è una parola da storico, ma non c'è alla fine di questa vicenda pavese la stesura di una bella cronaca municipale, no? In cui inserire tutte le vicende di Pavia, come che so io succede a Firenze con Giovanni Villani, no? Che mette la storia di Firenze inserita nella storia come di tutto l'Occidente, nella storia universale, avrebbe detto lui. No? E tra l'altro Giovanni utilizza ampiamente Paolo Diacono e quindi dedica anche lui una lunga pagina della sua opera alla storia dei Longobardi, riprendendo Paolo proprio alla grande. Ecco, per Pavia, come sapete, non abbiamo una cronaca così bella che ci mette tutto a posto e quindi non abbiamo la possibilità di ricostruire, di vedere confezionata, no, questa vicenda pavese in una messa a punto fatta da un uomo medievale. Abbiamo qualche interessante risultato di fine 300, penso al Codice dal Verme, per esempio, in cui sono copiati tanti testi, però chi preparò quella sorta di dossier, no, non passò allo step successivo che prevede una riscrittura della storia. La sto facendo molto semplice, pavesi in sala qui mi perdoneranno. Quello che però si potrebbe ancora fare, e io non sono riuscito a darvi questo risultato per oggi, ma mi impegno a farlo per gli atti, e se non farò in tempo per gli atti lo scriverò a parte, e vedere cosa racconta Tommaso Tosco. Tommaso Tosco in realtà era di Pavia e la sua cronaca universale, scritta intorno al 1270, è solo parzialmente edita, purtroppo negli MGH, i benemeriti autori degli MGH non hanno pubblicata per intero, non hanno pubblicato le parti dedicate all'Alto Medioevo. E io sono abbastanza, cioè parte, perché quel che riguarda le origini dei Franchi c'è nell'edizione MGH, quel che riguarda i Longobardi non c'è. Ora, se voi andate a leggervi, non è tanto lunga, la cronaca di Tommaso, chiamiamolo da Pavia, visto che di questo ci interessa, vedrete che fino all'inizio del 200 è una cronaca pavese, ok? È sfuggito a chi ha studiato la tradizione longobarda a Pavia il fatto che c'era questa cronaca da andare a dare un'occhiatina. Per fortuna, così almeno posso dire qualcosa che non sia già edito nella mia relazione. Mi prendo gli ultimi 5 minuti per un approfondimento che secondo me è interessante e ci fa capire la ricchezza del tema che abbiamo sotto mano. Vi dicevo, un'altra cosa però devo aggiungere, che ci fossero maggiori conoscenze di storia passata, di storia longobarda a Pavia rispetto a quel che a noi è rimasto, è abbastanza evidente se andiamo a vedere la tradizione milanese. Galvano Fiamma, che lui un domenicano, racconta che ha scritto la storia di Milano per difenderla dalle calunnie dei pavesi mentre si trovava a Pavia. Era evidentemente possibile all'inizio del 300 che ci fosse ci fossero delle conoscenze tali da permettere un dibattito tra sostenitori del primato milanese e sostenitori del primato pavese per quel che riguarda le glorie cittadine d'area lombarda. Ecco. Vedrò quel che trovo in Tommaso Tosco. Certo, diciamo che la tradizione pavese ci avrebbe, no, ci farebbe anche così sperare un attimo che avremmo potuto avere qualcosina in più di quel che c'è rimasto, ma tant'è, questo è. Un aspetto ancora che riguarda la fortuna delle memorie longobarde nella cronachistica cittadina, nella cultura storiografica, più che nella cronachistica cittadina, vorrei toccare in conclusione, ed è una lettura che ho fatto più volte, che ho rifatto anche in questa occasione, di quelle cronachette, chiamiamole così, queste storie fabulose che trovano posto in quel bellissimo volume degli MGH dedicato agli scriptores rerum langobardicarum et italicarum,
che è una miniera di testi, uno più bello dell'altro. Tra questi testi abbiamo un'istoriola che si deve a un giurista, a un giudice, a Riprando, probabilmente di Piacenza, un personaggio di cui si sa abbastanza poco. Ennio Cortese, data la sua opera intorno al 1150, Riprando compone un commento alla Lombarda, no? A questa raccolta di leggi longobarde e carolingie, prima organizzate in modo cronologico e poi invece sistemate per temi. Riprando sente il bisogno di introdurre questo suo commento con una nota di storia. Non va a riprendere il testo dell'Origo, ma ne compone lui una nuova. Io penso che sia stato lui a comporla e non a copiarla. Troppo poco tempo, voglio dire altre cose e non c'è spazio per una discussione. Se qualcuno però ha qualche dritta da darmi quando abbiamo finito nella pausa pranzo, sarò lieto di sentire. Compone questo breve testo che è autonomo da Paolo Diacono, autonomo dall'Origo. L'Origo ha una circolazione che non è facilissima da pesare nel basso medioevo. Ci sono 3 manoscritti che la riportano, che per noi è già parecchio, come vi dicevo. C'è comunque, insomma, farla breve, a Riprando non la conosce. Scrive un'altra storia che gli studiosi tante volte hanno liquidato dicendo tanto inutile, sono solo fabule, appunto, come se l'Origo fosse. Ma è interessante perché dà tutto il primo piano, no? Dà massima evidenza a Gambara, o Gambara, non ho mai capito qua dove vada l'accento. Spariscono Ibor e Aione. Gambara porta i Longobardi in Italia, invitata da Narsete. Insomma, fa un compendio, anche lui aveva poco più di 20 minuti, e poi mette i re e piazza questo testo all'inizio, no? Allora, a me interessa per molti motivi, soprattutto però perché è la prima scrittura storiografica di un laico, in assoluto, no? Noi abbiamo questa immagine dei cronisti cittadini che raccontano la storia contemporanea. Caffaro scrive grossomodo 10-15 anni dopo, no? Falcone Beneventano è grossomodo di quegli anni, invece. È interessante questa radice longobarda in Falcone, non dico di più. È una novità, no? Una novità assoluta. I laici non scrivono di letteratura dai Carolingi fino al XII secolo italiano. Ecco, quindi c'è questo incipit di una storiografia laica legata strettissimamente al mondo giuridico, no? È un giudice che fa un'attività di maestro e che utilizza la storia proprio legando la sua attività di giurista a questa cultura umanistica che hanno i giuristi del XII secolo. Sempre per farla così breve, nella generazione immediatamente successiva un altro giudice che si chiamava Alberto, che probabilmente era piacentino, anche lui commenta la Lombarda e anche lui, seguendo una tradizione longobarda, per cui la legge, no? Si comincia a parlare della legge parlando di storia, inserisce un testo storico. In questo caso i pur splendidi MGH ci danno un'edizione parziale, bisogna ricorrere a un'edizione ancora precedente di un benemerito studioso tedesco, Anschutz, il quale la pubblica per intero, e questo testo pubblicato per intero si vede bene come c'è un tentativo di fare un discorso generale in cui nella storia dell'umanità, no, si inserisce il momento in cui si fanno le leggi, no? Dai tempi di Mosè, per dirla, insomma la prendo alla larga, fino agli imperatori dell'11, del XII secolo, gli imperatori tedeschi ovviamente. All'interno di questo grande panorama in cui si sottolinea il rapporto tra la storia e la legge, trova posto anche la favola di Ariprando. Ed è interessante notare che Alberto conosceva l'Historia Langobardorum di Paolo Diacono, lo sappiamo per certo perché cita per esempio
alla lettera il ritratto di Grimoaldo, no? Quello dove dice che era calvo con la barba, d'accordo? Però pur conoscendo il testo di Paolo, l'origine dei Longobardi raccontata da Paolo, preferisce inserire in questo quadro complessivo sintetico di storia universale la versione di Ariprando, che forse sarà stato il suo maestro. Tanto per dire questo, no, per ribadire ancora una volta questo stretto legame tra cultura giuridica e cultura umanistica, memoria di storia, che caratterizza la prima generazione di storici. E così, tanto siamo tra amici, chiacchiero un po', mi sembra, no? Questo magari nella relazione non lo scrivo, però mi sembra che la tradizione longobarda sia da ripensare, no? Da rivalutare nel momento in cui andiamo a provare a capire quella che Ronald White chiama l'eccezione italiana, no? Cioè questo ruolo dei laici. Ecco, mi sembra che il rapporto tra storia e diritto, che inizia con l'Origo Gentis e che poi ricompare all'inizio dell'undicesimo secolo, no? Sia uno stimolo, del XII secolo, sia uno stimolo forte per indurre i laici a uscire, no? Dalla sola scrittura documentaria e provare anche a scrivere qualcos'altro. La stessa generazione, la generazione già riperto, già scriverà le cronache, ma scriverà anche le poesie, scriverà dei trattati, delle opere morali, ci sarà un giurista che proverà anche a confutare gli eretici, no? E insomma è una cultura molto ampia che a me sembra avere le sue, così, una legittimazione, una radice, un precedente conosciuto da questi uomini, appunto nel legame tra memoria storica e proclamazione, conservazione del diritto che è tipicamente longobarda. Grazie. Ringraziamo Marino Zabbia che ci ha condotto da un lato, no, a ripercorrere la fortuna di Paolo Diacono, dall'altro ci ha aperto nuove prospettive su cronisti, personaggi meno noti, anche in una dimensione di rilettura originale. Benissimo, adesso chiamo Giuseppe Cusa. Di cui non trovo. Scusa un attimo, Benissimo. Prego, se ti vuoi sedere. Allora, Giuseppe Cusa, che è ricercatore in Germania all'Università di Siegen, di storia medievale, ha studiato, i suoi lavori si sono concentrati sulle signorie, in particolare a Verona e a Treviso, e oggi continuerà in queste riflessioni sulle cronache, immaginato io, non so, vedendo l'immagine dei Longobardi nella costruzione signorile. Prego. Grazie della presentazione, dell'invito e ovviamente anche dell'ospitalità. Nel 1701 Jacob Wilhelm Imhoff diede alle stampe la sua Storia Italia ed Hispania genealogica, nella quale disegna uno stemma desiderianum delle famiglie nobili che si diceva discendessero dal re Longobardo. Tra i discendenti elenca anche i Visconti di Milano. Il citato ed altri scritti del genealogista di Norimberga illustrano quanto fossero influenti e durevoli le favole storiche e le costruzioni genealogiche, nel nostro caso avviate nell'età signorile. Nei prossimi minuti non mi soffermerò unicamente sulla memoria longobarda dei signori lombardi per eccellenza, ma cercherò di offrire una rapida rassegna concentrandomi su 5 casi. Le stirpe signorili, così la domanda, quale ruolo attribuirono ai Longobardi e a quali personaggi longobardi per il loro proprio passato e il loro potere.
Nel Trevigiano, tra le schiatte dell'alta nobiltà, si trovavano i Collalto, già conti di Treviso, che nel 300 avviarono una piccolissima contea rurale. Si tratta di una casata di tradizione langobarda e tra le loro elaborazioni genealogiche ne fu una che li fece discendere da un certo Gosberto, nipote di un non meglio specificato principe longobardo. I Collalto propagandavano anche un'altra storiella, come emerge da un passo del Chronicon Tarvisinum che Andrea Redusi, cancelliere del comune di Treviso, imparentato con i Collalto, scrisse negli Alliventi del 400. Il cronista racconta come il conte Schinella VI, nel 1389, fece parte di una illustra comitiva che accompagnò a Parigi Valentina Visconti per le sue nozze con il duca d'Orléans. Stando alla cronaca, Schinella avrebbe portato con sé un antico documento con il quale Carlo Magno avrebbe conferito il titolo di conte ai suoi antenati, con ogni probabilità da intendere come Longobardi. Questo privilegio, scritto cum litteris mora imperatorum e dotato di una bolla d'oro che avrebbe mostrato l'imperatore a cavallo, peraltro mai utilizzata dai Franchi, gli avrebbe garantito un posto al tavolo dei conti. I Collalto, quindi, con un diploma falsificato in data ignota, si attribuirono una discendenza longobarda distinta e, cosa ancora più importante ovviamente, una concessione da parte del più grande carolingio. Anche i Medici, che dal 1434 guidarono le sorti della Repubblica Fiorentina, hanno tessuto una leggenda carolingia ambientata nell'epoca tardo-longobarda. I Medici, che, come è ben noto, accumularono capitale finanziario e politico tramite il commercio tessile e l'attività bancaria, erano di origine umile e mancavano di una nobile anzianità. Rimane incerto se provenissero dal Mugello, dove nel 300 comunque possedevano diritti di patronato e proprietà fondiarie. Ed è proprio qui che le leggende collocano le origini delle stirpe. Secondo una tradizione diffusa, il capostipite sarebbe stato un cavaliere di nome Averardo che nell'entourage di Carlo Magno avrebbe valicato le Alpi per combattere e sconfiggere Desiderio. In Tuscia, il progenitore mediceo errante, seguendo le orme dei paladini carolingi, avrebbe poi sconfitto in duello il gigante Mugello che terrorizzava i dintorni. In segno di riconoscimento per il suo eroismo, il sovrano franco gli avrebbe concesso diversi privilegi, tra l'altro il diritto di utilizzare il suo scudo come stemma, uno scudo dorato ammaccato dai colpi della mazza dentata e imbrattata di sangue del gigante. Questa Origo dei Medici si può leggere ad esempio nella origine e discendenza della casa dei Medici, tradite da molti manoscritti tardi, 6 e 700eschi. Già nel 1564, però, Jean Nestor la riporta nella sua Histoire des hommes illustres de la Maison de Medici, dedicata alla Reine de Mer de France, Caterina de Medici, che veniva attaccata per le radici poco illustri e non francesi della sua famiglia. Resta comunque incerto se questa invenzione delle origini francesi fu creata a quell'epoca o già prima. L'importanza della Francia per Firenze, peraltro, era già stata rilevata da Giovanni Villani, che diò la leggenda della ricostruzione cittadina su iniziativa di Carlo Magno. Il re Franco, quindi, si trova al centro di attenzione sia dei Medici sia dei Collalto, ma mentre quest'ultimi vantavano antenati longobardi, i primi si limitano ad inserire le proprie origini in un setting longobardo nel quale i propri longobardi, da sconfitti, rimangono un po' sullo sfondo. Spostiamoci alla corte estense. Scusate, dimenticavo. Questo antico casato marchionale, cioè gli Estensi, nel corso del 200 si assicurò Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Il titolo ducale, assegnato nella seconda metà del XV secolo, elevò gli Estensi tra le prole più prestigiose d'Italia e d'Europa. Ferrara divenne un importante centro culturale in cui eruditi ed artisti elaborarono varie costruzioni genealogiche. La serie di antenati cambiavano a seconda degli scopi politici e propagandistici.
Gli Estensi in realtà trassero origine dagli Obertenghi, una dinastia importante almeno a partire dall'Italia post-longobarda. Nella maggior parte delle genealogie, lette, cantate o dipinte, dei marchesi prima e dei duchi poi, i Longobardi comunque occupano al massimo una posizione marginale. Molte di queste elaborazioni e rielaborazioni si limitavano agli antenati storici che avevano lasciato tracce nei documenti. Il Cronicon Estense, per esempio, stilato nel tardo Trecento, traccia la discendenza fino ad Alberto Azzo II, che verso la metà dell'XI secolo si era trasferito all'eponimo castello di Este. È anche un manoscritto genealogico, lo vedete, redatto negli anni 70 del 400 e probabilmente accessibile solo ad una cerchia esclusiva, inizia la sua serie di medaglioni con il suddetto Alberto Azzo II, aggiungendo però che l'Initium Illustrium Dominorium Marcionum Estensis fosse da cercare in Francia, nella Francia carolingia. E in fondo i rapporti tra gli Estensi e i re di Francia, nel presente rinascimentale quattrocentesco, erano di una particolare importanza politica. I Longobardi invece come entrano a far parte del passato estense? La loro genealogia, cioè quella estense, venne ampliata considerevolmente nel tardo 400, introducendo tra l'altro il progenitore Ruggero e la sua sposa Carolingia Bradamante, personaggi dei poemi cavallereschi del Boiardo e dell'Ariosto. Nel terzo canto encomiastico dell'Orlando Furioso, il poeta reggiano fa predire alla protagonista Bradamante la futura dinastia estense, a cominciare dalle gesta di suo figlio, e cito: per opera di costui sarà deserto il re dei Longobardi, Desiderio. Poco e poco più. Anche gli Esti però, al pari dei Medici, con i quali concorrevano nella querelle per la precedenza, avrebbero partecipato alla conquista carolingia del Regnum Langobardorum. Questa presunta storia estensa d'età longobarda, soprattutto le gesta militari, fu arricchita da Giovan Battista Pigna nella sua Storia dei principi di Est del 1570, con la quale continuò in opera incompiuta commissionata da Alfonso II d'Este. In quest'opera ufficiosa del Pigna, gli Este discendono dagli Azzi romani e difesero gagliardamente, opponendosi ai Longobardi, affinché non facessero maggior piede. La successiva storia dei primi Estensi e dei re Longobardi è secca e scarna, e sebbene lo storico non volle confermare un coinvolgimento di Enrico d'Este al fianco di Pipino contro Astolfo, cito perciò che non ci siamo astretti a non voler uscire dai termini della pura verità, questo presunto rampollo estense comunque sarebbe stato coinvolto nell'assedio di Pavia e nella conquista del regno longobardo da parte di Carlo Magno. In quest'opera, come in altre, la storia fittizia e fantasiosa degli inizi estensi viene intrecciata con i fatti reali, garantendo così ai Longobardi un marginale posto, seppur tutt'altro che glorioso, nella memoria signorile degli Estensi. A Verona, dagli anni 70 del 200 in poi, per oltre un secolo, governarono i Della Scala, anche loro di umili origini cittadini, di cui il cronista appena citato Giovanni Villani li rinfacciò in tono derisorio, si fecero strada nella gerarchia comunale e nonostante il loro dominio quasi incontrastato e assoluto, continuarono a rassicurarsi del riconoscimento formale della comunità. Attraverso la rievocazione del passato regio della città atesina, sia storico che inventato, gli Scaligeri costruirono inoltre un nesso tra la loro signoria e la regalità romano-antica ed altomedievale. Tramite cronistica o edilizia urbana fu propagata una continuità con Teodorico, Berengario e non da ultimo Alboino. Le informazioni sulle dimore veronesi dei tre sovrani si leggevano in opere storiche come l'Anonimo Valesiano, il Gesta Berengari o l'Historia Longobardorum, che nel primo Trecento fu incorporato, spesso alla lettera, nelle voluminose Historia Imperiales del mansionario della cattedrale Giovanni de Matocis. Questa eredità e questa linea di continuità, soprattutto con Albuino, fu delineata e stabilita già nella fase iniziale della signoria
Scaligere, anche se dubito che i Della Scala avessero iscritto i suddetti sovrani alti medievali nel loro albero genealogico. Un primo tentativo di utilizzare il re Longobarde risale circa al 1277, quando dopo l'assassinio di Mastino I gli succedette il fratello. Gli Annales Veronenses Antiqui, che vedete, riportano, a quanto pare in retrospettiva, l'invenzio delle ossa di Alboino che nel 1245 sarebbero state trovate in una cassa di legno nel muro della Scala del Palazzo Reale di Teodorico. Il presunto ritrovamento, fatto a scopo propagandistico, sembra però aver avuto poca risonanza, poiché viene menzionato solo in un'altra compilazione del 400, mentre non ci sono tracce di una traslazione, venerazione o esibizione delle ossa del Rex Longobardorum. Visibile e udibile per tutti invece, i Della Scala, alla stessa altezza cronologica, testimoniarono il loro legame con Alboino, dando questo suo nome a diversi membri della loro famiglia. Se invece i nomi Canini, Cansignorio, Canfrancesco, Mastino alludono ai cinocefali dell'Historia Longobardorum, resta dubbio, perché queste creature fantastiche popolano le pagine di molti altri testi. Negli anni 30 del XIV secolo, nel momento della loro massima espansione, Mastino II venne accusato di ambire alla corona lombarda. Nella sua cronaca, l'anonimo romano lo rimproverò di essersi fatto fare una corona ferrea con pietre preziose. Ciò potrebbe suggerire un ritorno consapevole al regno longobardo, ma è più probabile che alluda all'incoronazione dei re romani quali Rex Italiae. Peraltro, queste ambizioni regie si riscontrano quasi contemporaneamente anche presso i Visconti. Sotto gli ultimi Scaligeri, in particolare sotto Cansignorio, aumentano i riferimenti e le allusioni ad una qualsiasi regalità e un regno non specificato. I termini rex e regnum si leggono in carmi e in iscrizioni pubbliche e private. Come parte del suo programma di rinnovamento urbanistico, Cansignorio, nel 1368, fece realizzare la fontana detta Madonna Verona, collocata al centro di Piazza Erbe. Utilizzando spoglie antiche, la statua raffigura la personificazione della città che regge un cartiglio con il motto del comune. Sotto di essa si trovano 4 effigi, tra cui quelle dell'imperatore astorico Vero Antonino Pio e dei 2 re Berengario e Alboino. Il committente si presentava così come un anello di congiunzione tra la regalità romana ed alto medievale e il comune cittadino. L'eredità regia longobarda, quindi, almeno nella figura di Alboino, rimase una componente, sebbene piuttosto raffinata, nella memoria e propaganda dei signori Scaligeri. L'utilizzo della regalità e del passato longobardo più pronunciato avvenne, come ben noto, da parte dei signori milanesi della Torre, Visconti e Sforza, per cui mi limiterò a delineare 3 linee e campi principali, diciamo. Primo, la costruzione di una discendenza fantasiosa attraverso la quale le 3 stirpi cercarono di acquisire legittimità tramite una presunta continuità e consanguineità. I loro alberi genealogici, privi di antenati illustri, si arricchirono con figure mitiche e personaggi storici. Nella cronica Danielis, un seguace dei Torriani, collegava questi leader popolari ai leggendari conti de Inglexio, a Desiderio, che erat de comitibus Inglexi, e a suo figlio Bernardo, in realtà il nipote di Carlomagno. Inoltre, il cronista rovescia i fatti storici, perché Desiderio e Carlomagno, su mediazione papale, avrebbero stretto un'alleanza e si sarebbero divisi il dominio della penisola italiana. Longobardi a nord, Franchi a sud, proiettando così al passato longobardo le realtà politiche del presente, cioè il patto tra i Della Torre e Carlo d'Angiò. Nella prima metà del Trecento, poi, il frate domenicano milanese Galvano Fiamma, nelle sue enciclopedie storiche, ampliò e modificò incessantemente questa finzione di continuità, tra l'altro inserendo Rachis e Astolfo e trasferendola dai Torriani ai Visconti.
Attraverso la trasmissione galvaniana questo catalogo fantasioso entrò, per esempio, nel messale, chiamiamolo ducale, di Gian Galeazzo Visconti, lo vedete, nell'Orazio Funebris dell'agostiniano Pietro da Castelletto per il defunto Gian Galeazzo, poi anche trascritta e illuminata con medaglioni e titoli. A quanto pare poi il ciclo genealogico è stato dipinto anche in una delle sale della Rocca Viscontea di Angera. Ancora nel 400 la costruzione genealogica veniva ripetuta da storici sforzeschi, benché l'uno o l'altro esprimeva il suo scetticismo o rifiuto. Così Giorgio Merula, nelle sue Antiquitates Vicecomitum del 1483, aggiunge un sottile accenno critico, poiché la discendenza longobarda fosse tramandata solo da recentiores storici. Secondo, le fondazioni ecclesiastiche e le donazioni pie, con le quali i Visconti si collocavano idealmente nella successione dei sovrani longobardi come Teodolinda, Liutprando o Desiderio. A San Pietro in Ciel d'Oro e Pavia, i Visconti finanziarono l'arca gotica di Agostino, le cui ossa Liutprando aveva trasferito lì dalla Sardegna per salvarle dai Saraceni. Questa translatio Liutprandea si trova illustrata sulla Novarca. A Monza, invece, i Visconti si concentrarono su Teodolinda e sulla Basilica di San Giovanni Battista. Ristrutturarono la chiesa da lei promossa, traslatarono e seppellirono le ossa sue e quelle di Agilulfo. Matteo Visconti prima e Giovanni Visconti poi riscattarono il tesaurum basilicale con oggetti preziosi donati dalla regina longobarda, poi immortalato nella lunetta del portale maggiore. E infine venne affrescata la cappella di Teodolinda, ricordandole come anello di congiunzione per il passaggio di potere e così allo stesso momento celebrando il matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza del 1441. Terzo, la trasformazione urbanistica e culturale di Pavia in residenza e in sepolcro signorile da parte di Galeazzo II dopo la conquista della città nel 1359. Egli, morto nel 1378, e suo figlio Gian Galeazzo, morto nel 1402, per pochi anni giacevano in San Pietro in Ciel d'Oro, il primo per sua scelta, il secondo come soluzione provvisoria. Le loro tombe si trovavano lì accanto a quelle di Asprando e Liutprando, una doppia coppia di padre e figlio, parallelizzando sovrano viscontei e longobardi. E concludo. Come spero di aver tratteggiato rapidamente, i signori, semmai, non si identificavano con i longobardi, cioè la gens langobardorum, ma strumentalizzavano singoli reges et regine, spesso in combinazione con la magnificenza di altri esponenti regi, reali o fittizi. I longobardi, in fondo, nella cronachistica e nell'epica, per lungo avevano una cattiva reputazione e quest'immagine negativa cambiò solo nel XIV secolo, grazie alle tendenze protonazionali e alle associazioni e allusioni signorili. Quest'ultime, per quanto riguarda la considerazione dei longobardi, si presentano variegati e fluidi, presentando longobardi da progenitori o predecessori, ma anche e spesso da antagonisti e vinti, che non di rado rimangono sullo sfondo avendo solo un ruolo secondario. E l'homme Grimoaldis, dont tout cela, per riprendere Lucien Febvre, Grimoaldo non cadde nel dimenticatoio, ma il suo ricordo si limitava agli scritti storici, da leggere per esempio nella Biblioteca dei Visconti o quella capitolare di Verona, nelle copie dell'Opera Maggiore di Paolo Diacono o nelle enciclopedie di Galvano Fiamma e Giovanni Manzionario, nei cataloghi e nelle cronache di sovrani, per esempio negli Annales Veronenses Antiqui o nel Codice del Verme. Al personaggio Grimoaldo, nonostante la lunga e dettagliata narrazione da Paolo Diacono, forse mancava, per questo o quel motivo, un certo fascino per poter competere in mezzo alla grande concorrenza degli altri re e regine longobardi e non. Grazie. Ringraziamo moltissimo Giuseppe Cusa per questa interessantissima relazione
questa capacità di lettura della costruzione della memoria delle origini di queste famiglie signorili, no? Tra Franchi, Longobardi, molto molto interessante, grazie. Adesso mi confermi, allora anticipiamo la relazione del pomeriggio. Il pomeriggio sarà dedicato, prego, a Cividale e ai Longobardi del Friuli. Anticipiamo però una relazione in modo che possiamo poi lavorare con più tranquillità oggi. Il professor Cuscito, Giuseppe Cuscito, ordinario di archeologia cristiana e autore di numerosissime opere che è impossibile citare. Qui si concentra su un ambito che mi è stato molto familiare, mi pare, nei suoi studi, presentandoci una relazione sui Longobardi e la scissione del patriarcato di Aquileia. Prego. Grazie anche della presentazione e ringrazio anch'io per l'invito. Di 3 capitoli abbiamo sentito parlare più di una volta nelle relazioni di questi 3 giorni. Questa volta invece cerchiamo di capirne la portata per una conseguenza che ha avuto ancora risonanze fino ai tempi moderni, cioè nei 3 arcivescovadi di Gorizia, di Udine e di Venezia. Prima di parlare dei 3 capitoli sarebbe anche opportuno un intervento sulle origini della Chiesa aquileiese, che è in certo modo collegata da una tradizione molto fragile come quella marciana aquileiese, ma che è sicuramente invece scientificamente provata almeno dall'età costantiniana con il vescovo Teodoro, che ha costruito il primo nucleo episcopale ad Aquileia. Anche sarebbe opportuno parlare, almeno brevemente, della metropoli ecclesiastica che andò lentamente formandosi partendo da questo prestigioso centro episcopale. Nel concilio di Grado, convocato da Elia nel 579, erano rappresentate una ventina di diocesi comprese entro una circoscrizione vasta e inedita, che non si modellava sulla distrettuazione politica e amministrativa e che, al di là di ogni barriera, interessava l'entroterra veneto e istriano e tutta la mitteleuropea infradanubiana, dalle attuali Baviera all'Austria, alla Slovenia, all'Ungheria. Era la provincia ecclesiastica di Aquileia, per la prima volta esplicitamente attestata dalla lettera di Leone Magno nel 442. Il titolare avrebbe presto assunto il titolo patriarcale, secondo un costume abbastanza diffuso fra i metropoliti nel terzo decennio del secolo VI, come aveva rilevato Vittorio Peri nella convinzione che lo scisma tricapitolino, lungi da essere all'origine di tale titolo per la supposta fondazione apostolica della sede ad opera di Marco, avrebbe contribuito solo a consolidarlo e a prolungarlo nel tempo. Erano chiese, quelle, destinate a scomparire nei decenni successivi sotto l'impeto delle nuove invasioni avaro-slave, con la conseguente enorme estensione della diocesi patriarcale di Aquileia, in cui si trovarono accomunati dalla stessa fede i 3 ceppi fondamentali dell'Europa medievale e moderna: latini, slavi e tedeschi. Questa, un po' per dirla sinteticamente, è la storia di una diocesi prestigiosa, presto
assurta a metropoli ecclesiastica. Le occasionali origini dello scisma per la condanna dei 3 capitoli, che lacerò questa comunità cristiana, vanno ricercate in Oriente, nel quadro agitato della politica religiosa di Giustiniano. La definizione dogmatica di Calcedonia sulla ontologia del Cristo divenne il segno di contraddizione con i monofisiti, che vi vedevano solo una riedizione camuffata del nestorianesimo per la distinzione tra le 2 nature, sia pure unite, nell'unica persona, ipostasi in greco, del verbo, e per la riabilitazione dei 2 insigni nestoriani, i vescovi Teodoreto di Ciro e Iba di Edessa, persuasi tuttavia a sottoscrivere la formula di fede calcedonese, ma anche del vescovo Teodoro di Mopsuestia, che era morto da 28 anni. Dopo non poche esitazioni, anche il Papa Vigilio si convinse di poter accedere a tale giudizio voluto da Giustiniano con la condanna dei 3 capitoli, sanzionata dal Costantinopolitano II, che divenne allora nel 553 ecumenico V, nonostante lo scandalo della cristianità occidentale. L'invasione longobarda, anziché distrarre gli animi, contribuì a esasperare quel conflitto che, sebbene astrattamente teologico, trovava una sua resistenza alimentata da delusioni e da risentimenti politici, come il colpevole disinteresse del governo bizantino per i mali d'Italia. Nel corso del secolo VII, tuttavia, la controversia dei 3 capitoli è ritenuta una questio superflua, con un carattere di sopravvivenza storica, e non si comprende senza metterla in rapporto con l'invasione longobarda del 568. Dopo le energiche ma inutili intimazioni di por fine allo scandaloso scisma rivolte da Papa Pelagio I in una lettera alle autorità bizantine in Italia, dopo le 3 accorate ma vane lettere di Pelagio II ai vescovi dell'Istria e al loro metropolita Elia per convincerli della indefettibile dottrina della sede apostolica e per invitarli a un incontro verificatore in grado di rimuovere le ragioni dello scisma, dopo l'amarezza e l'indignazione manifestata da Gregorio Magno a Severo di Aquileia, nel 591 i vescovi dissidenti preferiscono inviare suppliche all'imperatore Maurizio intese a stornare l'intervento della violenza militaris ventilata dal Papa. Purtroppo ci è giunto solo il libellus supplex dei vescovi delle terre invase per un ricorso al principe affinché con la sua autorità ponga fine agli scandali e alle contese, facendo balenare alla mente del sovrano il grave pregiudizio politico che sarebbe potuto derivare in caso di un suo mancato intervento nella questione. Rilevano infatti quei vescovi che se l'agitazione non dovesse venir placata dal potere sovrano, i loro successori non si sarebbero più presentati per ricevere la consacrazione alla Chiesa di Aquileia, dove erano tenuti a promettere piena fedeltà alla Santa Romana Repubblica, minacciando così di dissolvere la metropoli aquileiese, per mezzo della quale
l'imperatore bizantino ancora dominava sulle chiese dei territori passati in mano ai Longobardi. Ma l'esito del ricorso e i repentini cambiamenti di Maurizio pongono delle questioni, oltre che sul piano teologico, dove Roma è considerata come parte in causa anziché super causas, anche su quello politico, già rilevate dal Bertolini e dal Bognetti. Anche l'imperatore doveva vedere nella pace politica dopo l'auspicata vittoria sui Longobardi il momento più opportuno per risolvere la controversia, e ancora nel 599 manteneva la stessa linea morbida nei riguardi dei Tricapitolini, certo considerando la vigorosa riscossa della monarchia longobarda sotto la guida di Agilulfo. Ma nel 607 la politica energica dell'imperatore Foca e l'imposizione violenta di un patriarca favorevole a Roma, Candidiano, produssero un'insanabile divisione della Chiesa locale, ritagliata sui confini delle nuove realtà territoriali e politiche. In quell'occasione Giovanni, il primo patriarca scismatico di Aquileia, eletto e consacrato in terra longobarda, prospettava ad Agilulfo l'ordinazione di Candidiano a grado come un'iniqua ordinatio e un perverso adulterium matri ecclesiae. Ne derivò il distacco anche in sede di giurisdizione ecclesiastica della parte del patriarcato compresa in territorio longobardo da quella rimasta sotto il dominio imperiale col favore e la protezione dei Longobardi. Tutto ciò avvenne secondo la protezione dei Longobardi, che se quella elezione di Giovanni ad Aquileia e quel distacco non avevano promosso, certo avevano reso possibile. Il lealismo verso l'impero, dunque, non era più considerato col sentimento religioso ed era sostituito dalla piena accettazione dello stato di sudditanza verso il sovrano di Pavia, che sebbene barbaro e ariano si dimostrava tollerante e promotore di quella che gli scismatici si ostinavano a credere la vera fides cattolica. Bisogna anche pensare a un atteggiamento di Agilulfo, tale da incoraggiare speranze e propositi diversi, come risultava dal suo stesso consenso al sorgere di un patriarcato scismatico nel Ducato del Friuli, capace di raggruppare intorno al proprio presule i suoi sudditi di stirpe romano-italica, cattolici, ma di convinzioni tricapitoline sul confine nord-orientale del suo regno. Con amarezza Paolo Diacono annota: ex illo tempore ceperunt duo esse patriarche. Lo stesso atteggiamento permissivo è rimantenuto dalla corte longobarda di fronte al distacco della diocesi comense dall'antica metropoli milanese, quando Como domandò al patriarca di Aquileia Giovanni la consacrazione del suo vescovo Agrippino, come ci informa il suo lungo epitaffio all'isola Comacina. Del resto, la monarchia longobarda di età teodolindiana puntava su un programma ostentatamente religioso per conseguire quella unificazione politica d'Italia di difficile attuazione, se lo stesso Colombano di Bobbio, consigliere spirituale della regina, prospettava a Papa Bonifacio IV, sotto la suggestione di Agilulfo e di Teodolinda,
un'Italia longobarda e bizantina spiritualmente unita nel cattolicesimo dei 3 capitoli, col pressante invito a vigilare, non senza un arguto richiamo critico al nome di Papa Vigilio. Vigila itaque, queso Papa. Vigila, et iterum dico vigila. Quia forte non bene vigilavit Vigilius, quia tua vigilantia multorum erit salus. Dall'elezione di Candidiano nel 607, solo la parte bizantina della monarchia della provincia ecclesiastica con sede metropolitica a Grado era ritornata all'unità della Chiesa e si era mantenuta in comunione col Papa fino all'elezione del Perfidus Fortunato, che abnegata concordie unitate era Deo Rebellis e fattosi consacrare patriarca nel 628, relicta re publica, era ad gentes prolapsus. Peraltro la ferita riaperta fu subito sanata anche per il tempestivo intervento di Papa Onorio che, scelto fra i suoi diaconi regionali primigenio, lo consacrò vescovo di Grado conferendogli il pallio. Dopo 150 anni lo scisma fu composto solo nel 698 con re Cuniberto, come è stato ricordato poc'anzi, che si servì per tale progetto del vescovo di Pavia Damiano e del suo fedele diacono Tommaso, morto a Roma, dove è così celebrato dall'epitafio. La cieca Aquileia, per un antico errore già da lungo tempo rinnegava la retta fede insegnata dal cielo. Tu, instancabile, battendo vie aspre e le strade nevose dei monti, con la tua prudenza riunisti i dissenzienti. L'evento ecclesiale, in parte travisato, è narrato anche dal Liber Pontificalis nella vita di Papa Sergio, oltre che da Paolo Diacono. Poco sappiamo invece sul regolamento dei rapporti giurisdizionali tra i 2 patriarcati, riconosciuti senza atti solenni da parte di Roma in base ai confini politici. Al metropolita aquileiese restò il territorio allora soggetto ai Longobardi, cioè sulla terraferma, e al metropolita di Grado quello soggetto ai Veneto-Bizantini sulle lagune. Dal primo nasceranno gli arcivescovadi di Udine e di Gorizia nel 700, dal secondo nel 400 il patriarcato di Venezia. Fu un atto di saggia politica, presto fonte di aspre contese, specie quando i Longobardi prima e i Carolingi poi vollero estendere i confini del loro dominio politico all'Istria, che costituiva la parte più importante della metropoli gradese. Grazie. Ringraziamo tantissimo il professor Cuscito per questa sintesi ricchissima e molto chiara, ma basata su una lettura acuta delle fonti, di vicende complesse che, come abbiamo visto, riguardano la Chiesa romana, locale, bizantini, longobardi, importanti non solo per il contesto di quel periodo, ma anche per un lungo periodo. Grazie ancora, veramente. Spero di essere rimasto nei tempi, spero. Assolutamente sì, perfetto. Grazie. Allora, adesso il professor Archetti vuole accomodarsi. Il professor Archetti non ha bisogno di presentazioni, ma io lo presento lo stesso. Il professor Archetti è professore ordinario di storia medievale, come tutti sanno, ma io voglio dirlo, professore ordinario di storia medievale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
Ci tengo a dire che è medievista a tutto tondo, ha interessi e curiosità che sappiamo benissimo, vanno dalle istituzioni ecclesiastiche ai temi di storia materiale, cioè di cui tutti noi conosciamo benissimo i riflessi nella sua capacità poi organizzativa e di dare vita a iniziative. Nella sua curiosità per approcci sempre diversi e stimolanti, oggi lo sentiamo parlare di gruppi folclorici, memoria storica e nuovo medioevo. Prego. Grazie Presidente. Quando il professor Archetti mi ha mandato questo titolo, probabilmente o era ubriaco o aveva fatto delle cose. E quando si è messo a scrivere ha confermato che quella sensazione lì non era adatta, però proverò a dire qualcosa. Riprendendo la storia dei Longobardi, la storia paolina, il medico umanista Giacomo Malvezzi narra come all'alba dell'elezione del pontificato di Gregorio Magno nel 590 una drammatica esondazione del Tevere, seguita da una gravissima pestilenza, decimò la popolazione. Per questo ordinò che si facesse septiformem letaniam, cioè una litania, una preghiera liturgica costituita dalla ripetizione in serie di invocazioni mariane o di santi, però spiega come doveva essere fatta. Era fatta dai fedeli che partecipavano alla processione distinti nelle loro componenti. Dapprima il clero, poi gli abati con i monaci, quindi le badesse con la loro comunità, seguita dai bambini, dai laici, dalle vedove e per ultimo dalle donne sposate. Poi il cronista bresciano spiega che al suo tempo quelle erogazioni continuavano ad essere svolte dai chierici, ma non erano più partecipate con particolare devozione dal resto della gente, ragione per la quale, scrive, non dobbiamo meravigliarci se abbattuti dalla tribolazione siamo colpiti da una ferita che non si risana, quindi le sciagure perché non si comportavano adeguatamente. In un altro passo, la data del 1260 ricorda il grande movimento penitenziale dei flagellanti, scandito anch'esso secondo un ordine gerarchico molto chiaro. Gruppi di persone quasi innumerevoli di lunga schiera, attraverso città e borgate di giorno e di notte, con ceri e lanterne, camminando anche nell'inverno più rigido, frustavano le spalle nude con le sferze, eccetera, eccetera, va avanti. Ho voluto ricordare questi due passi del Chronicon Brexianum perché sono un esempio, ma si potrebbe citare o ricordare la spettacolarizzazione di battaglie navali fatte già al tempo di Giulio Cesare a Roma, di come la reiterazione degli accadimenti, la rievocazione di riti e la ricostruzione della vita del passato accompagni le vicende umane, benché con motivazioni differenti, e l'invenzione di tradizioni storiche non sia un fenomeno nuovo che negli ultimi decenni si è molto diffuso in Italia e in Europa. Potremmo dire rievocare il passato, per citare un noto convegno di qualche anno fa, intorno al quale il tema appunto delle rievocazioni storiche, dei gruppi folclorici e della loro connessione con l'identità è il motivo per il quale cercherò di dire o di fare qualche breve osservazione. Dapprima il concetto di identità locale, che è stato usato e abusato e che è al centro di una ricchissima letteratura in cui le implicazioni etico-politiche hanno fatto spesso da orientamento, non senza sfumature e ambiguità. Nel corso del Novecento questo concetto è stato da una parte usato come un elemento di apertura, dall'altra parte come un evento xenofobo, quasi razzista, per cui ultimamente si cerca di utilizzarlo con molta prudenza e si sono viste soprattutto le implicazioni legate al potere politico ed economico. Tuttavia esistono contesti umani e territoriali connotati da fattori ambientali e culturali che conferiscono loro senza dubbio omogeneità, ma tali aspetti, più facilmente ravvisabili in passato, altrove sono venuti meno in questi anni, lasciando il posto a valori di riferimento non più circoscrivibili localmente, che possono essere ricreati o immaginati dal punto di vista simbolico con le rievocazioni storiche e le feste popolari. La costruzione identitaria supera così i contesti territoriali e si collega a elementi della memoria e del patrimonio culturale più ampi, focalizzati intorno a fattori materiali e immateriali. Pensiamo a una necropoli longobarda, agli usi alimentari, alla tradizione artigiana, alle feste popolari sagre di paese e così via, con tratti peculiari che danno vita a gruppi associativi, e questa è la parte che riguarda più l'attualità, che normalmente partono dal basso,
talvolta non sono formalizzate, sono strutturati su base prevalentemente volontaria, magari non godono neanche tanto del sostegno delle istituzioni politiche con le quali sovente sono in contrasto, e difendono tenacemente la loro autonomia con una grinta che porta loro a utilizzare degli strumenti di grande originalità nella comunicazione, attraverso i social per esempio, attraverso delle reti interne, e inventando delle forme eclettiche di merchandising per autofinanziamento. Rientrano in questa vasta gamma di attività associative le feste popolari e le rievocazioni storiche, ossia gli eventi pubblici finalizzati a ricostruire episodi, personaggi o stili di vita del passato in maniera più o meno fedele. Ciò viene fatto mediante sfilate, cortei, giochi, tornei, esibizioni, gare di abilità, in cui gli attori sono vestiti con costumi d'epoca, adottano posture e comportamenti dei loro personaggi e ricreano i contesti storico-ambientali di riferimento. Un fenomeno tutt'altro che trascurabile, dal momento che riguarda molte decine, se non centinaia di manifestazioni ogni anno e parecchie migliaia di aderenti o simpatizzanti. Distinguiamo poi, da una parte abbiamo la rievocazione di un evento e dall'altra parte la ricostruzione di un contesto. Nel primo caso entrano in gioco aspetti immaginativi, mitici, esigenze teatrali di spettacolarizzazione. Nel secondo caso si riconosce all'opera ricostruttiva una superiore rilevanza scientifica, adesione alla storia e cura filologica. Ad esse si possono aggiungere le pratiche di living history connesse a musei, siti archeologici e strutture architettoniche, specie per le loro ricadute didattiche. Gli eventi religiosi in costume, come il presepio vivente o la passione della settimana santa, i giochi di ruolo dove gli attori assumono identità di personaggi storici, o i festival, gli ultimi, i cosplay o fantasy, che invece non hanno nulla di storico e fanno riferimento a mondi fantastici, condividendo però il gusto per il travestimento e dell'interpretazione della propria alterità in parchi, chiamiamoli così, tematici. Si passa perciò da ricostruzioni e rievocazioni con un'attenta ricerca storico-documentaria negli abiti, nelle acconciature, negli oggetti, nell'ambientazione o nella narrazione, ad eventi molto meno scrupolosi nell'aderenza al passato, indulgenti verso i luoghi comuni e al gusto fantasy, sulla scia delle, chiamiamole così, illustrazioni letterarie, dei fumetti, della cinematografia e tutto quello che ne segue adesso. Dal punto di vista storico, senza andare a muratori, rimanendo più vicino a noi, diciamo che con l'unità nazionale si registra una netta crescita di questi eventi rievocativi. Perché? Perché intorno al concetto da una parte della municipalità e dall'altra della tradizione cristiana si è cercato di trovare le basi dei valori patri per la costruzione della memoria del popolo italiano. Le gesta guerrieri dei barbari conquistati alla fede trovavano nelle definizioni neomedievali di monumenti, piazze, cattedrali, palazzi, espressioni artistiche, letterarie o musicali lo spazio per codificare i caratteri identitari comuni. Le feste storiche urbane vennero poi riprese negli anni 30 con un tratto maggiormente legato alla costruzione del consenso. Vado velocemente. Nel dopoguerra il sostegno alle manifestazioni popolari è passato dall'ambito urbano, dove prevalentemente era nel periodo fascista, anche a contesti, diciamo così, più rurali, dove le tradizioni sia civiche che quelle religiose sono in parte state recuperate. Dagli anni 60 in poi il modello della rievocazione storica medievale si è estesa poi ai piccoli centri, diventando un fenomeno di grande massa diffuso, recuperando consuetudini antiche e specificità territoriali. Nell'ultimo trentennio questo sviluppo sembra aver percorso due vie principali. La prima è quella delle feste tradizionali con un reale radicamento e una loro storia documentata che continuano come quello che abbiamo detto prima, si recupera una parte storica e si procede in questa maniera con una certa ricerca e attenzione filologica. Dall'altra, e questa è la parte più interessante, le rievocazioni sorte senza una tradizione vera e propria ai margini di fiere, festival e feste di paese, pur mantenendo le caratteristiche scenografiche delle prime, rispondono a logiche e motivazioni di altra natura. Infatti presentano un diverso grado di partecipazione degli attori,
che non stanno dentro la storia come nelle rievocazioni tradizionali, ma la reinterpretano e la riproducono come uno spettacolo teatrale a sé stante, in cui le riedizioni sono delle repliche della primitiva esibizione. Mentre nelle feste o nelle rievocazioni tradizionali abbiamo in qualche misura una reinvenzione costante di quel modello perché è la comunità che si riconosce, in queste no, c'è una fedeltà quasi maniacale alla scena e quindi è una storia un po' diversa. In altre parole, non si incontrano più i modelli di coesione, e questo è un passaggio molto interessante, e impegno comunitario mutuati dalla loro storia, ma la commercializzazione di un passato immaginario mai esistito, non aperto ad una proiezione futura che si nutra delle sue radici storiche, improntato allo svago, con uno scopo ricreativo di festa di piazza, privo di un radicamento culturale reale. Detto questo, non si può fare di ogni erba un fascio. Quindi una cosa è la rievocazione della battaglia di Legnano o del Palio di Siena, un'altra cosa è il Festival dell'Unicorno o la Sagra della Ranocchia. Al contrario, per esprimerci con gli antropologi, potrei dire che il nostro intento, anche come storici, è quello di mostrare come le rievocazioni non siano affatto un oggetto marginale o atipico, né un nemico da combattere, ma un argomento nodale per lo studio delle forme della cultura popolare contemporanea. Non è una cosa che dico io. Trattandosi di un patrimonio che tocca la maggior parte della popolazione, una fetta molto grande della popolazione che sfugge un po' all'accademia, per recuperare un bravo storico come Raul Marcelli, direi che è la dimensione, è come nel caso della dimensione della religiosità popolare, dal momento che riguarda la maggioranza, proprio per questo è motivo e tema che deve essere occupato dagli storici. Non riguarda solo l'elite, la cultura o la teologia, cioè riguarda tutti. In questo processo c'è un'aggiunta interessante che, ho ancora 10 minuti, il recupero, sì però ce la faccio, ce la posso fare. C'è un recupero di una tradizione che non è proprio italica ma che viene dal modello europeo, dove la cultura delle rievocazioni si è meglio qualificata nei decenni dagli anni 90 in poi. Si avvale cioè della consulenza di esperti, anche qualcuno di noi fa questo mestiere sotto banco senza dirlo in giro, si traveste, vabbè lasciamo stare, si persegue in modo spasmodico l'idea della ricostruzione filologica di tutti gli aspetti, si favorisce la formazione dei figuranti che si preparano alle loro performance. Gli eventi sono corredati da conferenze, da incontri illustrativi, si creano percorsi di laboratori didattici, si fa la sinergia con la scuola, i musei, i siti archeologici, i monumenti. E se manca ancora un quadro complessivo di tutte queste manifestazioni a livello nazionale ed europeo, diciamo che però l'idea di un albo ministeriale per formalizzare la loro esistenza in realtà non è ancora c'è, questi schemi già ci sono, insomma. Inoltre, altri due aspetti: la rilevanza turistica che vanno assumendo le rievocazioni storiche e la ricaduta economica non sono la finalità principale di queste iniziative, che al contrario, a mio avviso, si risiede nella ricerca di socialità aggregativa, nel piacere di una giocosità mimetica e agonistica, nel desiderio di svago ricreativo, appunto. Quanto all'appartenenza o militanza politica di alcuni di questi gruppi, come anche qualche nostro collega ha scritto, insistendo a mio avviso in modo eccessivo, di orientamento soprattutto di destra, si tratta di piccole realtà, davvero minoritarie, che poco hanno a che fare con le tradizioni storiche popolari. Fanno un'altra cosa loro, non fanno la rievocazione, fanno attività politica. La crescita del popolo in calzamaglia si lega piuttosto ai cambiamenti radicali nella modalità della partecipazione politica e dello stare in piazza, con uno slittamento dalla sfera dell'impegno, come era prima, a quello dello svago, del divertimento. Vengo alla fine. Allora, proprio per non lasciare nel vago quello che abbiamo detto, ricordo 3 casi, poi ne elenco uno solo, così andiamo a pranzo, che riguardano i Longobardi per 3 ambiti diversi, uno della Campania, uno dell'Umbria e uno ovviamente del Friuli. La prima, che riguardano i Longobardi, la prima è l'Associazione Culturale Benevento Longobarda, l'ho sperimentata sulla mia pelle, è sorta nel 2011, le frustate le ho di dietro,
per divulgare la storia del Ducato Beneventano attraverso eventi di rievocazione, ricostruzione storica, quali un living museum, ossia un museo animato da rievocatori storici, eccetera. Fanno una battaglia di Sant'Eliano, fanno le feste, fanno le cene, fanno i gruppi per la rievocazione delle battaglie, partecipano a iniziative televisive, documentarie. Io stesso ho partecipato a uno di questi eventi, Malmi in Colse quella volta, quello di Molinara nel 2022, e abbiamo fatto un piccolo convegno che io ritengo fu un bel convegno, anche se non andò in pane d'acqua, come era giusto che fosse, la via micaelica, il cammino, il culto ai Longobardi. La seconda realtà che voglio ricordare è quella di Nocera Longobarda, manifestazione promossa dal gruppo archeologico Nucria, e che fa parte della rete di Federarcheo. Anch'esso è sorto nel 2011. Anche in questo caso abbiamo un patrimonio storico-culturale nocerino che viene messo in evidenza, e abbiamo rievocazioni, mostre, convegni, laboratori. Qualcuno di noi c'è stato, l'ho mandato anch'io qualche volta. Si fanno delle cene longobarde, ve le sconsiglio. Poi ci sono delle mostre, le trame, sì, ve le sconsiglio queste, non assolutamente. E l'anno scorso ho partecipato anch'io con qualcuno che è presente, non so se si ricorda, l'abbigliamento dei Longobardi, uno schema di proposte che troviamo anche altrove, quindi non mi dilungo. L'altro caso, per venire più vicino, l'associazione Invicti Lupi, avviata anche questa nel 2011. Perché il 2011? Perché c'è il sito UNESCO, non li ho scelti a caso, ho guardato in internet le cose più grosse e non ho fatto fatica, però potrei moltiplicarlo per 50 volte, che non faccio fatica nella parte scritta. Promuove una delle più grandi rievocazioni storiche longobarde a livello europeo, mi dicono, Romance Langobardorum, presso i laghi Fipsas a Romance di Sonzo, che è ormai giunta alla 12ª edizione e che quest'anno vedrà come noi a tema l'interesse per Grimoaldo, primo re friulano. Anche in questo caso abbiamo l'allestimento di un campo militare, living history, la presenza di figuranti che vengono dall'Italia e dall'estero, giochi tribali longobardi, eccetera. La cosa in più che viene fatta sono questi docufilm, il primo qualche anno fa, Langobardi, Alboino e Romance, e l'altro che sarà proiettato, mi dicono, a giugno, Langobardi, Grimoaldo, il primo re friulano. Partecipando a queste rievocazioni, e vado verso la fine, dove tutto ruota intorno all'evento, in costume, di solito inventato, con rimando a qualche elemento storico locale, fatto, personaggio, sito archeologico, museo, che è il vero fulcro del lavoro dei suoi animatori, inquadrati come dei militari. Ci sono dei fattori collaterali che funzionano, i laboratori didattici, le conferenze, le tavole rotonde, gli approfondimenti, conferenze di divulgazione, corsi di formazione, che però sono un corredono e servono a rafforzare l'attività rievocativa, come pure le ricadute di carattere commerciale, la vendita di libri, di gadget, di oggetti di artigianato, che concorrono alla sostenibilità economica di queste iniziative. Ci sono poi, salvo nel caso dei cosiddetti parchi archeologici e archeodromi, penso a quello di Poggi Bonsi, che non sono però a rigore delle rievocazioni ma delle ricostruzioni. Esse, a mio avviso, suscitano non poche perplessità, giustificando una certa ritrosia accademica, dal momento che la serie di figuranti bardati da barbuti guerrieri longobardi con inoffensive armi di latta e scudi di compensato sommariamente assemblati, gli spettacoli di improbabili duelli e grida di battaglia, i laboratori artigiani con strumentazione che di longobardo non ha niente ma non potrebbe averlo, sono lontanissimi ovviamente dalla ricostruzione storica e a volte fanno un po' sorridere. I figuranti interpretano il loro ruolo molto seriamente, convinti di annullare la distanza temporale tra loro e il passato che rivive nelle loro gesta, nella loro finzione, nel gioco di ruolo dove immaginazione, fantasia e modelli più o meno stereotipati, il guerriero, il principe, il duca, la dama, i musicanti, il fabbro, eccetera, eccetera, il prete, il pievano, che ho sentito prima, si incontrano in un tempo fuori da ogni tempo, fuori da ogni età. La domanda è: tutto questo è storia o è solo divertimento? L'impegno per ricreare correttamente scene e personaggi ha alzato, non c'è dubbio, la qualità delle rappresentazioni, spesso preparate
da ricerche, letture, consulenze e confronti con i resti materiali, con l'archeologia. Poco si può fare però contro la difficoltà di riprodurre fedelmente oggetti, tessuti e strumenti realizzati con tecniche e materiali che non sono più i nostri. Ciò però non perde la valenza educativa, ma è bene saperlo, come è chiaro che la finzione resta tale e il dosaggio tra riproposizione del passato e spettacolarizzazione non è sempre agevole. Feste e rievocazioni storiche, tuttavia, come scriveva Gramsci nel quaderno dal carcere, sono una cosa molto seria e da prendere sul serio. Non soltanto come delle espressioni dell'immaginazione popolare. E tutto questo implica comunque un confronto con il sapere storico e sono uno spazio privilegiato di incontro che permette di riconoscersi e di ritrovarsi. Più di tutto, a mio avviso, resta il bisogno umano di confrontarsi col passato, percorso che ciascuno fa in modo differente, con le proprie competenze, con le proprie attese e le proprie domande verso il passato. Ma se tutto questo porta a una maggiore consapevolezza della storia, a forme semplificate di trasmissione dei suoi contenuti e tradizioni, a stimolare la comunità a recuperare il suo passato o semplicemente invoglia qualcuno a leggere un libro di storia, ma non è questo già un grande risultato? Di sicuro non sarà mai come un corso universitario della professoressa Morlicchio, ma è un modo per rendere più vivo il dialogo tra gli uomini di oggi e gli uomini di ieri, e questo è ciò che dà il senso alla storia e per il quale noi facciamo il nostro lavoro. Altrimenti andiamo in biblioteca, scriviamo le nostre cose, le mettiamo nel cassetto e forse tra 2000 anni qualcuno li riprenderà. Ma come era interessante e intelligente questo professore di cui nessuno sapeva niente. Concludo con una cosa molto semplice, che non è longobarda, ma che viene prima dai Longobardi, ma che dà il senso anche delle cose che facevano i Longobardi e che facciamo noi rievocandolo. Chi è Paolino di Nola? Che ormai sono innamorato di Paolino di Nola, quindi nel Carme 27 scrive qualcosa sulle decorazioni delle chiese, che è un po' il senso di quello che si fa con le rievocazioni. A noi è sembrata opera utile rappresentare argomenti sacri in tutta la casa di Felice con le pitture, nella speranza che la figura investita di colori attragga con questi spettacoli l'interesse delle menti attonite dei contadini. Essa è in alto, spiegata dalle iscrizioni, affinché lo scritto mostri ciò che la mano dell'artista ha eseguito. Come le storie illustrate, così le rievocazioni longobarde in costume svolgono la stessa funzione. Diciamo che considerare, acquisire o leggere qualcosa di questo genere è un modo per incontrare il tempo e consentire a chi ha meno possibilità di farlo di leggerlo con noi. Grazie. Non voglio aggiungere niente a quello che ha detto Gabriele, che sottoscrivo in pieno. Ricordo una sua frase: questi fenomeni non sono fenomeni trascurabili per gli storici, credo che sia giusto ricordarsene. Va bene, adesso ringrazio tutto e iniziamo il nostro intervallo. Ricordo che ci sono le visite per chi si è prenotato alla villa e riprendiamo alle ore 15. Arrivederci. Grazie Presidente. Grazie a lei. No.